partiamo anzi con Davide Acampora, consigliere provinciale, non solo, anche comunale. Sì. Esatto, bisogna dirlo, comunale e provinciale di Treviso, perché partiremo con delle immagini molto belle e significative. Saluto anche gli ospiti collegati via Skype, vediamo se li abbiamo, eccoli qua. Sirne Coladon, grazie veramente di essere qui, buona giornata. Però io partirei subito con queste immagini che a mio avviso sono molto importanti, perché sì, la giornata del ricordo, ma dovrebbe essere anche la giornata della riflessione, della pace, della legalità su tutti i sensi. E invece abbiamo visto di tutto e di più, un'ignoranza pazzesca. Avete visto cosa è stato fatto a Basovizza, nonostante questo Presidente ce la metta tutta, penso che non ci fosse, dovremmo inventarlo, sto Presidente. Sto parlando di Sergio Mattarella, che sta cercando di dire che con l'odio non si arriva da nessuna parte. Allora andiamo a vedere questo servizio e poi lo commentiamo. Che servizio? Quello di Basovizza. Allora, intanto che partiamo con il servizio a Campora, com'è stata la giornata di lunedì? Cosa avete visto, cosa avete notato e cosa vi ha fatto piacere e dispiacere? Allora, ogni anno diciamo, ma intanto grazie per l'invito, saluto tutti i telespettatori. Il giorno del ricordo è una data molto importante, sono anni che io diciamo come consigliere comunale, ma ora come delegato alla cultura della provincia di Treviso, mi impegno insieme a tante associazioni, a tanti anche insegnanti per fortuna, per portare avanti questa giornata, il ricordo di questa giornata che in sostanza è stata istituita una ventina d'anni fa, nel 2004, per ricordare dopo anni di silenzio, perché parliamo di 50 anni di silenzio sul tema, le vittime delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata. Quindi dopo l'8 settembre diciamo, tutte le terre istriane, dalmata, hanno subito, in virtù appunto della fine della guerra e di tutta una serie di circostanze politiche, una sorta di violenza contro gli italiani che vivevano lì, no? Però è stata una storia che è sempre stata sopita, è sempre stata anche nascosta volutamente dalla politica e per anni è stata diciamo dimenticata. Quindi cosa abbiamo fatto? Siamo andati nelle scuole, siamo andati nelle piazze, abbiamo commemorato, abbiamo lanciato questo messaggio di pace, di speranza, ma soprattutto anche di ricordo di queste persone che sono state uccise per la sola colpa di essere italiane, e quindi è questa la cosa importante. Io dico sempre che sono i giovani che devono portare avanti il ricordo, noi dobbiamo puntare su di loro, perché è bene andare nelle piazze, Mirella, a depositare i fiori su delle lapidi e quant'altro, però finché siamo tra noi adulti, prima o poi diciamo, sappiamo che siamo bravi a fare questo, perché probabilmente abbiamo un'altra sensibilità. Noi dobbiamo andare dai giovani, perché i giovani sono il futuro, e io l'ho detto anche quando siamo andati in una scuola, grazie anche con l'aiuto della dirigente scolastica Angela Ferraro, di Enzo Andretta, che è bravissimo con le sue associazioni a darci una mano per poter organizzare questo tipo di giornate. Andare dai ragazzi, instillare in loro il seme della curiosità, il seme della ricerca storica, perché dopo sono loro la futura classe dirigente, sono loro che un giorno al posto mio, al posto tuo, al posto del preside dovranno portare avanti queste cose. Quindi abbiamo piantato una pianta simbolica nel giardino di una scuola a Treviso. Che poi vedremo. Esatto. Come simbolo diciamo di rinascita di questo diciamo giardino per Norma Cossetto l'abbiamo chiamato, perché la scuola appunto è in via Norma Cossetto, e da lì diciamo partire con la speranza che questi ragazzi, quando sono anche in ricreazione oppure transitano davanti a questa siepe, leggano la scritta Norma Cossetto, insomma si facciano delle domande. Sì, perché sennò se uno non sa bisogna anche, oltre alla via, a questa insegna, bisognerebbe anche spiegare, perché tanti, io sono sicura che se faccio dei test ai ragazzi non lo sanno, tanto è vero che io ne ho visto pochissimi, sia nel giorno della memoria che nel giorno del ricordo. Per carità, saranno anche impegnati, sarà un problema portare fuori questi ragazzi, non lo so, però quando vogliono li portano.
però io vedo pochissime scuole, pochissime scuole. Già abbiamo pochi ragazzi, se noi insegniamo, come dice giustamente a Campora, anche cosa è stata la loro storia, è inutile, perché dopo i morti nella bilancia sono morti, cioè non è che un morto ha un colore diverso da là, sono morti perché? Per la crudeltà, per il potere, per il dominio, gente che non c'entrava niente. Eppure professor Franco Sirna, cosa dice? Lei è stato anche un insegnante, ecco, come commenta le parole di Davide a Campora di quello che ho detto io? Ma questi ragazzi sanno la storia o devono essere fortunati ad avere quell'insegnante, essere in quella storia? Ma io penso che i ragazzi è un dovere informarli, prego. Ma purtroppo nella scuola questi argomenti vengono trattati solo da chi ha una certa sensibilità e un certo orientamento politico. La maggior parte degli insegnanti sono, diciamo, di un orientamento politico che preferisce tenere nascoste queste cose. La cosa peggiore è che nelle terze medie si arriva a studiare la storia solamente fino alla Seconda Guerra Mondiale, forse certe volte neanche quello, e quindi tutto quello che è successo dopo e subito dopo la Prima Guerra Mondiale non viene trattato, quindi questi argomenti vengono taciuti, anche proprio per nascondere quello che è successo e anche proprio per quel falso buonismo che non vuole che si ripensi a quello che è successo, l'antagonismo tra Italia e Jugoslavia. Professor Sirna, lei però ha anche la sua storia, ci racconti un po', conosciamo questo professor Franco Sirna, già insegnante, ma che ha anche lui una storia. Prego, professore. Sì, vorrei parlare di mio nonno. Mio nonno abitava a 10 chilometri a nord di Parenzo, era un commerciante e un possidente terriero. Dopo l'8 settembre del 1943, quando i tedeschi si sono ritirati, sono arrivati i partigiani comunisti di Tito e i suoi amici gli dicevano: scappa che quelli come te li uccidono. E lui diceva: ma io non ho fatto niente, perché devo scappare? E invece una notte sono arrivati a casa sua, l'hanno portato via e mia madre per una decina di giorni continuava a cercarlo in tutte le carceri dove lo hanno spostato. E il 4 ottobre del 1943 lui e altri 5 parenti sono stati uccisi e infoibati nella foiba di Vines, vicino a Pisino. E anche i parenti di mia nonna erano possidenti terrieri, tranne 2 che erano uno impiegato e mio zio che era uno studente di 18 anni. Mia madre è stata arrestata invece a Trieste quando i partigiani di Tito sono arrivati il 1° maggio del 1945. E è stata spostata in diversi campi di rieducazione politica e ha rischiato anche lei di essere uccisa. È stata liberata solamente nel 1949 grazie ad uno scambio di prigionieri. Comunque mia madre e mia nonna, che sono le uniche 2 sopravvissute, ovviamente hanno perso tutto. E mia nonna, da moglie di un possidente terriero, è andata a fare la perpetua da un monsignore a Gorizia. Professor Sirna, come ha vissuto lei questa storia? Come gliela raccontavano? Perché noi vogliamo anche capire, parlare di valori, questi valori che tu pensi di conoscere e poi invece vengono spiegati in maniera crudele, la crudeltà dell'uomo, perché è questo, tu puoi anche imprigionare, puoi far prigioniero, ma c'è modo e modo. Cos'è questa crudeltà? Perché buttare queste persone letteralmente vive dentro queste buche terribili? Cioè qui è la crudeltà dell'uomo che l'abbiamo vista in varie fasi della storia, ma continua, le ultime guerre lo dimostrano. Cos'è che
l'uomo, quello che comanda, quello che ha il grande potere non riesce a capire. Cos'è questa voglia di espandersi, di avere sempre di più, di dominare il mondo che poi non lo domini? Il problema è che noi perdiamo le vite, perdiamo la storia, la cultura, perdiamo tantissime cose che non si potranno più ricostruire. Per fortuna ci sono i sopravvissuti che raccontano. Ma se un domani non ci sono più, chi racconterà la storia se continuiamo con queste armi micidiali che distruggono tutto? Prego, professor Sirna. Prima di tutto la questione delle foibe è nata per una convenienza dei partigiani, perché buttare i prigionieri nelle foibe voleva dire evitare di scavare, li buttavano nelle foibe, legavano una decina di prigionieri col filo di ferro dietro la schiena, sparavano al primo e questo cadendo trascinava gli altri ancora vivi. Infatti ho avuto modo di conoscere uno dei pochissimi che si è salvato perché è riuscito a liberarsi le mani, si è buttato lui nella foiba, per fortuna quella era profonda solo 30 metri, era piena d'acqua e quindi lui si è salvato. Il fatto principale è che Tito non voleva liberare l'Istria dai nazifascisti, voleva occupare l'Istria e costruire uno Stato comunista, e per fare questo doveva eliminare tutti quelli che avevano una qualche forma di potere in quella terra, quindi i possidenti terrieri, i liberi professionisti, preti, tutte le persone che in qualche modo avrebbero potuto ostacolare l'insediamento di un nuovo regime comunista. Quindi anche maestri, medici, laureati, preti, suore. Quindi è stata una pulizia non solo etnica nei confronti degli italiani, ma una pulizia economica per sostituire quelli che prima avevano il potere. È vero, professor Sirna, la ringrazio per avere il coraggio di raccontare anche così pacatamente il dramma della sua famiglia, la sua storia, però c'è sempre crudeltà, professor Sirna, come si fa? Sai benissimo come moriranno queste persone. Io capisco che sarà stata anche una questione economica, ma questi erano padri di famiglia, avevano figli, avevano mamme, sorelle, nipoti. Questa è proprio la crudeltà, ma che la vediamo ancora oggi, la crudeltà dell'uomo, professor Sirna, anche nei femminicidi, fatti a pezzi queste donne, queste compagne, cioè cambia, ma è sempre una guerra terribile che queste donne purtroppo subiscono molto più anche degli uomini in qualche senso, perché veramente è una cosa atroce rimanere vedove, giovanissime con tanti figli come succedeva una volta, e non aver più nessun appoggio, non aver nessuno, eppure queste donne sono rimboccate le maniche con sofferenze incredibili, hanno perso genitori, sorelle, fratelli, eppure sono andate avanti. Però professor Sirna, mi sembra che la figura femminile venga ricordata molto poco. Per fortuna Norma Cossetto è la dimostrazione che c'erano anche queste donne, per fortuna dico io, perché la figura femminile è inferiore a quella maschile come dati certi, perché anche delle partigiane noi non sappiamo, abbiamo pochissimi numeri. Come mai, professor Sirna? Lei è anche un insegnante. Ma citando proprio il caso di Norma Cossetto, quando è stata fatta prigioniera lei c'erano altre donne e tutte sono state violentate, ma quello che sarebbe importante sottolineare è che quello che è successo in Istria dopo l'8 settembre del 1943 corrisponde a quello che è successo in Russia nel 1917. Quindi c'era l'odio da parte di una certa parte della popolazione verso quelli che prima erano al potere, e in modo particolare in Istria era stato instillato l'odio contro i nemici del popolo. Quindi questo odio, questa crudeltà era dovuta proprio a questo indottrinamento contro quelli che loro ritenevano i nemici del popolo, che non erano solo italiani,
erano anche sloveni, erano anche croati. Tutti quelli che ricoprivano un certo tipo di cariche nella società sono stati uccisi. Per quanto riguarda le donne, ad esempio mia madre, quando è stata arrestata a Trieste il 7 maggio del 45, quindi a guerra finita, è stata poi portata al suo paese e c'erano le drugarize, che sarebbero le partigiane, che volevano cavarle gli occhi con dei cucchiai. Però siccome prima avevano pestato mia madre, aveva gli occhi gonfi e quindi non sono riuscite a cavarle gli occhi. Quindi questo è un altro esempio di crudeltà instillata in queste persone. La ringrazio di averlo ricordato, perché sarà anche crudele, ma bisogna anche sapere, conoscere e sentire fin dove arriva proprio la crudeltà umana, che non ha colore, non è né di sesso maschile né di sesso femminile, sono persone crudeli e le vediamo ancora oggi nel 2025. Abbiamo Vladimiro da Rovigo. Ciao Vladimiro. Ciao Mirella, l'argomento mi interessa sempre molto, mi prende molto. Allora volevo dire due cose agli insegnanti in pensione con il collegamento. Intanto quello che è successo lì in Istria, in Friuli, in Dalmazia, è successo anche in Grecia negli stessi anni, cioè in quel tempo lì Tito e le sue forze armate facevano parte dell'alleanza collegata a Mosca, quello che dopo divenne negli anni il patto di Varsavia, no? Questa alleanza cercava di andare avanti il più possibile, di portare più a ovest possibile il proprio confine per controllare la maggior parte del territorio possibile, no? Questo è avvenuto anche in Grecia, dove delle forze chiamiamo i partigiani filo Mosca ha scatenato una guerra civile che durò 3 anni, ha fatto come minimo, ufficialmente, ma come minimo 160.000 morti, e in quella guerra gli inglesi, tra le tante cose che è successo, ha fatto i primi sperimentazioni delle armi al napalm, cioè tutta quella zona sta interessata alla guerriglia, alla guerra per conquistare territorio, finché dopo Tito ha deciso di uscire dall'alleanza con Mosca e si è tra virgolette calma. Poco fa il professore di pensione di collegamento, no, ha detto, ha fatto una domanda retorica: ma perché le foibe? E ha detto perché ai partigiani conveniva, perché non doveva scavare, eccetera eccetera. Ecco, mi chiedo, professore, ma è giusto chiamare questi pezzi di partigiani? Cioè, per me la parola partigiano è collegare a una persona per bene, una brava persona, idealista, pronta anche a morire per i propri ideali e salvare gli altri. Quella gente lì non ha nulla a che fare con quello che ho appena detto, erano delle porcherie assolute. Cioè, se io fossi un partigiano mi incazzaria come una bestia a sentire quelle persone lì definire partigiani. Faria una querela, poco per dire. Cioè, quella gente lì è sbagliato chiamarli partigiani. Bisogna chiamarli con nome suo, delle belve. E mi sono stupito che ancora oggi, leggendo, leggicando e sentendo in giro, c'è ancora delle persone che ha a che fare soprattutto con l'ANPI, che ancora tentenna, sta lì a vedere il pelo nell'uovo in difesa di queste persone qua. Dovrebbe essere loro i primi a dire queste figure eccetera eccetera, ma neanche per sbaglio deve essere chiamato partigiani. Chi chiama queste persone qua partigiani, le querele, cioè, una roba, cioè, è inconcepibile che una persona che ha rischiato la propria vita per la libertà e la democrazia per gli altri possa definire partigiani questi e accomunarli a se stesso. Se può dire un commento, grazie, buongiorno. Grazie Vladimiro, sentiamo come risponde il professor Franco Sirna. In effetti non era l'obiettivo quello di liberare l'Istria, ma era quello di occupare l'Istria. Adesso non vorrei
toccare un argomento spinoso che mi porterà a diverse critiche, ma voglio ricordare che anche in Italia c'erano diversi tipi di partigiani. C'erano i partigiani bianchi e c'erano i partigiani rossi. C'erano i partigiani che volevano liberare l'Italia dai nazifascisti e c'erano i partigiani rossi che invece volevano instaurare anche qui un regime comunista. Quindi gli obiettivi erano ben diversi, tanto che questo ha portato a degli scontri proprio tra prigionieri rossi e prigionieri bianchi. Basta citare l'episodio di Porcius, dove i partigiani comunisti hanno ucciso una decina di partigiani bianchi. Anche Premuda? Sì. Ancapora suggerisce anche un'altra località. Sì, prego, allora sì. sentiamo anche Davide Acampora perché il tempo è tiranno. No, ma andiamo perché purtroppo scusi professore, ecco, prego, non volevo interromperla. No, giustamente grazie al professor Sirna che davvero sta esponendo in maniera molto chiara avvenimenti complessi. Mi allaccio a quello che diceva, cioè partigiano, a parte che l'etimologia insomma significa comunque, non è riconducibile solo ai partigiani italiani che conosciamo noi, vale anche per altri tipi di situazioni. Partigiano appunto è una persona di parte che diciamo porta avanti determinate idee per determinati scopi, quindi si può declinare in vari scenari. Detto questo, sul discorso di partigiani bianchi e partigiani rossi, io per esempio qualche mese fa ho presentato un libro proprio in provincia sul caso Premuda, un partigiano bianco nato a Treviso, in provincia di Treviso, di Fontanelle, che fu ucciso da un partigiano rosso, perché anche lì c'erano vari livelli di partigiani, c'erano quelli rossi, quelli bianchi, c'erano quelli che invece volevano solo fare casino, volevano utilizzare quel periodo storico in cui c'era molta confusione, non c'era un potere che potesse, diciamo, rendere giustizia o mantenere l'ordine, quindi ne approfittavano anche per vendicarsi di guerre fratricide, di parentele, di invidie, gelosie. Penso che il professore insomma sappia bene, possa confermare questo. Quindi diciamo che noi quando parliamo di guerra partigiana oppure di guerra civile, intesa come quella che nell'immaginario collettivo è quella italiana, bisogna fare dei distinguo, perché non sempre c'è un carattere positivo come quello, diciamo, che ci insegna una parte politica a scuola. Quindi anche lì è tutto un potpourri, bisogna capire anche le varie sfaccettature. Quindi per questo volevo anche rispondere a Vladimiro che aveva diceva, chiamato. Insomma, allora adesso vorrei sentire anche Giacomo Colladon, perché lui è il direttore della MOM, presidente della MOM, perciò diranno ma perché questo collegamento? Perché è importante, perché lui purtroppo ha a che fare con questi ragazzi, anche tanto ragazzini a volte, anche ventenni, che devastano, ecco, creano veramente dei problemi enormi, insultano, aggrediscono all'interno di questi autobus, di queste corriere, questi mezzi di trasporto, solo per il gusto della visibilità, di far vedere che sono i più forti. Ma io vorrei chiedere a Giacomo Colladon, ma i valori, ecco, qui stiamo parlando di ragazzi che morivano al fronte 16, 17 anni senza neanche sapere cosa, però partivano e non tornavano più. Ma questi ragazzi, quando lei si confronta, perché si confronterà anche con le famiglie, con questi ragazzi, ecco, i valori che la storia dovrebbe trasmettere, che la scuola dovrebbe trasmettere, come dice il professor Sirna. Lei cosa vede? Perché io vedo tanta rabbia, più che odio, rabbia, tanta rabbia che viene espressa in aggressività, maleducazione, in maniera incredibile. Cosa vede lei, Colladon? Perché sono i nostri ragazzi, i ragazzi del 2025? Grazie Mirella, grazie innanzitutto dell'invito e grazie anche a quello che è stato detto e alle spiegazioni del professore che sono state molto chiare. Io ho una certa età, quindi queste cose le ho studiate a scuola. Ho avuto anche la possibilità, perché mia zia ha sposato un esule istriano e quindi di una famiglia che è arrivata a Treviso, e mi hanno raccontato queste cose, quelle che erano successe. Hanno dovuto fuggire dall'Istria e quindi queste cose un po' indirettamente io le conoscevo già.
Per quanto riguarda la domanda cosa stanno facendo questi ragazzi, noi sicuramente abbiamo delle forti problematiche che sono problematiche di... io ho tanti anni che sono sui trasporti, ma problematiche, quelle che stanno succedendo negli ultimi anni, a dire la verità non le ho mai passate. E io credo che questi ragazzi mancano alcuni valori fondamentali: il valore del rispetto, il valore del prossimo, il valore delle cose. Ma questi valori si insegnano in famiglia. I miei genitori mi hanno insegnato in famiglia questi valori e io li ho dentro di me, li ho sempre avuti dentro di me. Cosa succede? Succede che la famiglia non c'è più, i genitori non ci sono più, e se ci sono, se qualche volta, non so, prendono una multa in autobus, sono i primi a venire da noi per giustificare quello che hanno fatto i loro figli. Quindi, secondo me, quello che manca fondamentalmente è la famiglia che non dà più quell'educazione, quei valori che sono il fondamento della società. E quindi succede quello che succede. Noi abbiamo purtroppo quotidianamente situazioni di grossa difficoltà. Abbiamo difficoltà a chiedere, i nostri verificatori, i nostri autisti hanno difficoltà a chiedere se ha il titolo di viaggio, ha l'abbonamento al biglietto, perché rischia di suo, rischia ovviamente di avere qualche brutta sorpresa. Questa è la situazione che noi stiamo vivendo. Ovviamente a Treviso, ma non è solo Treviso, io sento i miei colleghi, è una situazione mai generalizzata. La situazione purtroppo è questa qua: manca la famiglia, mancano i genitori che non insegnano più quei valori che sono fondamentali per il rispetto delle persone e del prossimo. Grazie Coladon, ma io chiedo allora a Davide Acampora, allora non le sembra che oltre a questi ragazzi manca la famiglia, a questi ragazzi manca la certezza della pena, che non vuol dire umiliarli, aggredirli, vuol dire cercare loro di far capire che il percorso che devono intraprendere deve essere assolutamente diverso. E come? Facendoli lavorare, facendoli studiare, facendoli fare sport. Penso che, detto queste tre cose, non facciano male a nessuno. Il lavoro lo abilita l'uomo, è anche nella Costituzione, lo sport è nella Costituzione, la scuola non ne parliamo. Eppure una volta si diceva, ma è la sinistra troppo buonista. Ma adesso c'è la destra Acampora, come la mettiamo? Io ricevo telefonate che dicono, ma cosa sta facendo la Meloni? La certezza della pena non arriva, anzi abbiamo i fucili puntati contro quelle persone che arrivano con i barconi che non hanno neanche gli occhi da piangere, lo dico tutta la mattina, però abbiamo le bande dall'est che mettono a soqquadro i paesi a fuoco e fiamme e se ne vanno indisturbati, perché quelli arrivano con i Kalashnikov, non arrivano col sacchettino o con le infradite, e quelli sono indisturbati perché quelli ti uccidono, quelli ti sparano in bocca quando ti trovano, non è che hanno problemi, perché sono queste persone che noi abbiamo visto negli anni, ecco, questi popoli, guardiamo i serbi, cosa è successo tra fratelli, come si sono trucidati, ecco, questo sangue caliente che hanno, che si distruggono tra di loro. E poi quando vengono qui abbiamo sentito anche la maggior parte dei furti sono fatti da bande, ma sono pericolosissimi. Allora, quello che è a casa, che deve andare a votare, dice, ma sono nell'alto mare, in onda, ho votato di qua, ho votato di là, ma i risultati non li ho, la certezza della pena non arriva, le regole non vengono rispettate, le forze dell'ordine pochissime, fatica anche ad arrestarli, dopo 5 minuti sono fuori, quasi sempre, perché? Perché queste sono le leggi. Lei che rappresenta il partito più importante, il partito dove dovrebbero esistere le regole, la disciplina, che è una cosa, il rispetto, cosa dice? Perché lei è anche un giovane in carriera, diciamo, politica, Acampora. Allora, intanto faccio un passo indietro, mi riferisco alle parole di Coladon, che saluto perché ci conosciamo anche. Il discorso dei ragazzi è un discorso, sì, molto complesso. Io mi ricordo che quando
io avevo la loro età, che ero minorenne, cioè quando entrava la professoressa per esempio in classe, mi alzavo in piedi, le davo del lei, avevo paura che mi mettesse una nota, avevo paura di andare a casa e dover far filmare la nota a mia mamma che magari mi metteva in punizione o mi dava insomma una sberla, quindi cioè, ora qua abbiamo i genitori che invece si incavolano con gli insegnanti e spesso abbiamo visto anche episodi che mettono le maglie addosso agli insegnanti perché hanno messo una nota ai loro figli, cioè il mondo veramente sta andando a rotoli in questo senso, quindi davvero insomma è una situazione paradossale e dopo chi ci rimette sono in tutte le sfaccettature, per esempio i trasporti, hanno paura di chiedere un biglietto ai ragazzi perché questi qua che danno un pugno, cioè, quindi è una situazione veramente che rispetto a 20-30 anni fa, quando ero ragazzino, mi viene la pelle d'oca. Tu hai fatto un altro poi dopo cenno al discorso della certezza della pena. Beh, consideriamo intanto che la maggior parte di queste persone sono minorenni, quindi c'è una legislazione a parte per loro che non sempre diciamo, li può sbattere in galera come possiamo fare magari per qualcuno che fa un reato. Quindi ci sono dei percorsi un po' più soft, diciamo, e nella maggior parte dei casi si riducono in denunce che poi alla fine non hanno diciamo, un seguito rieducativo. Cosa sta facendo il governo? Il governo sta facendo tanto. Intanto insomma, abbiamo avuto anche un incontro con il ministro Nordio qualche settimana fa, dove lui ha messo sul piatto delle proposte, sta facendo tanto per la giustizia, a parte la riforma e per la separazione delle carriere, però ha messo anche dei paletti dove per esempio ci ha parlato del fatto che vorrebbe diminuire l'età in cui diciamo, un minore possa andare in carcere, perché adesso sì, vanno in un istituto, ma non è diciamo, una cosa forte come potrebbe essere davvero, cioè abbassare l'età media in cui uno viene punito e va in carcere, ma passarla magari a 16 anni anziché 18. Quindi già lì... Ma se abbiamo le carceri strapiene come facciamo? Io ho avuto la prima pietra dell'associazione, ha detto che su una stanza sono anche in 27. Ma questo è un altro tema, il tema di costruire carceri nuove, costruire diciamo, strutture, perché dopo è tutto lì, non è un cane che si morde la coda. Quindi io darei tempo ancora a questo governo di fare delle cose, perché comunque abbiamo un ministro che tra l'altro è anche trevigiano e sta facendo tanto, però ci vuole anche il tempo per farlo. Poi dopo tu hai parlato di un altro tema ancora, le forze dell'ordine che spesso sono disarmate, no? Tra virgolette, davanti a episodi simili, dove vedono arrestare uno la mattina e il pomeriggio è già libero. Addirittura se poco poco gli stringono il braccio per caricarlo in macchina e che spacca non so, un ditino, questo vengono anche denunciati, rischiano anche loro di avere un processo. Quindi anche lì bisogna tutelare le forze dell'ordine. Sono tanti fattori che adesso vengono messi nel piatto e devono essere discussi dal Parlamento per poter far fronte alle nuove esigenze della società che si stanno verificando, perché fino a 30 anni fa questi problemi non c'erano. Ora abbiamo tanti problemi che devono essere risolti, quindi io sono fiducioso, il nostro governo, insomma, adesso non sono qui a fare proselitti per carità, però sicuramente si sta impegnando per questo. Ecco. Leone da Tre Baseleghe, vai Leone. Mirella, grazie, saluto i tuoi ragazzi. Tu Mirella sei un genio, sei un genio assoluto. Tu devi rimanere in televisione per sempre, perché io stavo proprio pensando quello che hai detto. Allora, io ho votato a destra e ho sempre votato a destra, ma va a finire che non andrò più a votare, perché io speravo che con questa destra finissero i borseggiatori, finissero i ladri di case, ci fosse un po' di controllo, e invece cosa vedo? Vedo marce di camicie nere, saluti fascisti, cori di faccette nere. Questa non è la destra che io voglio, non è questa la destra che voi vogliamo in Italia, vogliamo essere rispettati. Tu al mattino ti alzi e hai il telefonino che suona, c'è uno che ti vuole truffare continuamente, ma è mai possibile? Che io ho votato la destra perché porta un po' di ordine e non sta succedendo niente. Ci sono voluti 2 anni perché facessero un decreto che prendere la casa a una persona fragile è un reato. Allora, l'altro giorno ho visto in una trasmissione
una donna con 4 figli, dei quali uno disabile, gli è stata data la casa, è andata sulla casa e l'ha trovata occupata. Ma io dico, un comune che ti dà una casa, darà un funzionario a parti là sulla casa e assicurarti che quella casa è libera. E se una donna con 4 figli, dei quali uno disabile, non è una persona fragile, se non è una persona fragile questa, chi è una persona fragile? Non è possibile. E le forze dell'ordine cosa fanno? Le leggi, quando c'è una legge, un decreto nuovo, dovrebbe essere su tutti i giornali, su tutte le prime pagine dei giornali, così le forze dell'ordine tutti lo sanno che c'è questa legge. Ciao Mirella, grazie. Grazie a te Leone, troppo buono con Mirella, come sempre ve lo dico, ecco, siete voi la grande famiglia di Sveglia Veneti e io parlo perché sento le persone quello che mi dicono, che mi chiedono e poi lo dico davanti alle telecamere senza nessun problema. Professor Sirna, però quello che ha detto Leone e anche quello che ha detto Davide e anche a Campora e anche Colladon è molto importante. Perché c'è una parola che non è stata detta, che è la paura. Una volta io avevo paura delle forze dell'ordine, avevo paura dell'insegnante, avevo paura della famiglia. Qui ci troviamo, professore, un gruppo di ragazzi, perché io sono convinta che i ragazzi buoni che fanno belle azioni sono tantissimi, ma non li vediamo, perché è comodo far vedere le cose che fanno più odio e sono le brutte, non c'è niente da fare, però nessuno li ferma. E questi ragazzi, non essendo fermati, siccome oltretutto c'è la droga che dilaga, lo diciamo chiaramente, perché si sono bevuti letteralmente il cervello, perché questo fa la droga. Io ho parlato con un ragazzino, perché io con loro ci parlo, ho detto: ma il tuo compagno hai visto cosa ha fatto? Mirella non c'è più. Fino a poco tempo fa era un'altra persona, la droga purtroppo, perché questa dilaga a nastro a Campora. Abbiamo visto anche cosa sono riusciti a riprendere i nostri telegiornali su quantitativi di droga anche nel nostro territorio. Allora, professore, cos'è la paura? Insegnare a un ragazzo di non aver paura, ma di temere, che è una cosa diversa, la persona autorevole, non autoritaria, che è diverso anche questo. L'autorevolezza della famiglia deve includere anche il problema della paura. La paura una volta di ritornare a casa, la paura di fare qualcosa sopra le righe perché ti segnava per tutta la vita. Questi pochi ragazzi che a Campora dice, in attesa che il governo decida, alzano sempre di più l'asticella. Allora da 5 sono diventati 10, da 10 sono diventati 15, perché riescono ad avere visibilità sui social, non ne parliamo, si sentono, anzi io la smetterei di chiamarli baby gang e la giornata dei bulli, perché loro sono felicissimi di questo, se non lo sapete ve lo dico io, ma l'ha detto anche l'assessore Biasin, anzi è come mettersi la stella dello sceriffo per loro, perciò continuiamo così sbagliando. Professore, cosa può fare la scuola in queste condizioni, come lavora la scuola, ai ragazzi che non hanno questi genitori? Perché il problema è la famiglia. Ma se questi non hanno genitori autorevoli, non hanno proprio i genitori, pensi, professor Sirna, che un ragazzo mi ha detto: sai Mirella, non so più chi sono, ho 3 papà, 3 mamme, 6 fratelli. Mi dici vai a casa, non so neanche io su quale casa andare perché ci sono sempre liti. Capisce che poi questi ragazzi li ritroviamo a fare quello che fanno perché nessuno li ascolta, li prende per mano e vediamo la situazione. Ma sono tanti? No, non sono tanti a Campora, non sono tanti. No, assolutamente. Sono pochi. Prima voglio sentire il professore e non si fermano. Prego professore, la paura nella scuola e in famiglia, a lei. Ma è molto semplice, se un genitore dà una sberla a un figlio, il figlio lo denuncia. Se il figlio dà una sberla al padre o alla madre, nessuno gli fa niente. Sanno che sono impuniti, possono fare quello che vogliono, che tanto a loro non succede niente. Questo è il problema. Sanno che sono impuniti, nessuno può far pagare loro quello che hanno fatto. Manca
la paura del richiamo, la buona sberla che c'era una volta, la sculacciata che c'era una volta, mica gli creava dei problemi permanenti a questi figli, anzi, io mi ricordo una collega di sinistra che diceva: io non ho mai picchiato mia figlia. Un giorno è arrivata a scuola, ha detto: oggi ho dovuto dare una sberla a mia figlia perché continuava a parlare e non mi ascoltava. Se un figlio non ti ascolta è inutile continuare a parlare. Non dico di fare del male, ma una sculacciata ci vorrebbe, e senza che il figlio possa denunciare i genitori. Professor, mi scusi professor, se devo correre perché devo andare anche in pubblicità, ma le devo fare questa domanda. Non pensa che dovremmo cambiare anche il modo di fare la scuola? Una volta avevamo il metodo Montessori che tanti hanno copiato, hanno insegnato. Adesso l'educazione civica non capisco perché non si possa fare fuori della scuola, nel mondo del volontariato, invece di farla all'interno della scuola con queste letterine che si legge che non abbiamo giovani nel mondo del volontariato. Io ho tutte le associazioni che chiedono disperatamente giovani. Treviso non ne parliamo, professore, Treviso non ne parliamo, nel mondo del volontariato proprio non ci siamo, a parte qualche raro caso, forse nella chiesa sì, si trova qualcosa. Eppure la scuola fa sempre più fatica a fare un'educazione civica, quella che può fare un percorso diverso al ragazzo, farlo uscire, confrontarsi con altre realtà, col mondo della disabilità. Ma lo sa professore che ho chiesto cosa sono i CEUD, un rappresentante provinciale della consulta giovanile non sanno neanche cosa sono i CEUD? Capisce che abbiamo solo diviso e non unito? Allora, fin continuiamo a dividere, a scuola si fa tutto, si fa l'orto, si fa educazione civica, si fa tutto, alla fine della scuola poi ci ritroviamo quello che ci ritroviamo a Campora. Vabbè, allora, sicuramente, come dicevi tu, sono pochi quelli che fanno casino rispetto ai giovani, perché purtroppo anche quando si legge i giornali fa più rumore un albero che cade che una foresta che cresce, quindi io sono fiducioso, ci sono milioni di ragazzi bravi, ne ho avuto anche diciamo l'altro giorno che sono andato in una scuola appunto per questa commemorazione di Nonno Cossetto, hanno fatto delle letture, li abbiamo intervistati, hanno fatto delle riflessioni, ci sono tanti bravi ragazzi, quindi diciamo non mi allarmerei così tanto. Certo è un tema importante anche il fatto che dicevi tu delle associazioni che stentano a trovare persone, per esempio delle Proloco di quartiere che non sono riuscite per esempio a fare il carro di carnevale o a fare delle cose perché manca tra virgolette forza lavoro di volontariato, quindi oltre che appunto educarli bisogna anche educarli a impegnarsi nel volontariato, ma questo deve farlo la scuola, la famiglia, ma anche con dei percorsi educativi che li inseriscano direttamente nelle associazioni, perché magari tanti non sanno neanche che ci sono. Scusa, ma devo dire che il centralino non funziona, che ho il massimo e sento pianissimo, e da ieri vediamo se riescono a metterlo a posto. Ho una telefonata ma non ho capito chi c'è. Pronto? Aldo? Sì, buongiorno a tutti. Buongiorno. Io volevo chiedere, per il problema dei ragazzi un po' indisciplinati, si potrebbe proporre che se fanno dei atti vandalici, il sindaco dove hanno la residenza fa fare una settimana o due di lavori socialmente utili e non perde scuola e viene contato come scuola. Poi se si comporta male a scuola deve essere sospeso e sempre affidato a un sindaco che lo affida, gli fa fare una settimana o due di lavoro socialmente utili. È successo in qualche comune e ha avuto risultati. Questo volevo dire. Arrivederci. Grazie Aldo, è vero, poi ti risponderò anche con un altro esempio però, e qua vorrei proprio sentire anche il professor Sirna, ma poi volevo chiedere anche a Colladoni una proposta che io avevo fatto, ma che lui aveva detto che la prendeva in considerazione, di mettere questi ragazzi, questi bulletti come li chiamano adesso, ma sono ragazzi, a far loro da controllori. Ecco, quelli che sbagliano fanno da controllori. Ecco, vorrei proprio capire, ecco, magari anche con qualche insegnante, con qualche educatore, col mondo del volontariato che aiuta con la DO, ma se continuiamo così a parlarci tra di noi di sicuro non li fermeremo. Pubblicità.
per sua scelta è stato prigioniero nei lager del Terzo Reich per aver rifiutato la collaborazione con la Germania nazista e con la Repubblica Sociale Italiana. Quando è stato fatto prigioniero aveva 21 anni, è tornato a casa dopo 20 mesi di prigionia. Parla del papà Elio, il fiorentino Orlando Materassi, e dalla sua storia individuale e poi familiare che prende lo spunto la mostra dedicata agli IMI, gli internati militari, che sarà ospitata per tutta la settimana nel foyer del Sant'Artemio in occasione della giornata della memoria, e questo tra foto, documenti storici e le pagine del diario tenute proprio in quei terribili mesi dal giovane Elio. La storia degli internati militari è stata la storia di una scelta antifascista che insieme a altre storie ha gettato le basi per avere poi la nostra Repubblica. Una Repubblica che ha faticato nei decenni a ridare dignità agli internati militari, migliaia anche dal Veneto. È anche un qualcosa di importante per il nostro territorio, per la nostra popolazione e per tanti parenti che ancora oggi vogliono giustizia. Noi sappiamo che la legge del 20 luglio del 2000 che sancisce la giornata della memoria parla oltre che della tragedia dell'Olocausto e del popolo ebraico anche di internati militari. Questo per anni purtroppo è stato un po' sopito, quindi è anche nostro dovere riportarlo a galla e farlo conoscere alla gente, agli studenti, alla popolazione. Contemporaneamente la casa editrice Cartesi ha donato al sistema trevigiano delle biblioteche 50 volumi di Arrivo a Mauthausen, scritto da Materassi accanto alla storica trevigiana Silvia Pascale, che è anche curatrice della mostra. Da docente Pascale pensa al messaggio per le nuove generazioni. E soprattutto il valore di scegliere allo stato attuale, quando i ragazzi e gli alunni a volte non sanno appunto scegliere, quindi è una trasmissione di memoria importantissima. Da qui la necessità di parlare degli IMI nei programmi scolastici di ogni ordine e grado. Sarebbe utile inserire in maniera integrale, in maniera approfondita anche questa deportazione. Su tutto ci sono le parole del giovane Elio. Il mio augurio a tutti i giovani d'Italia e del mondo intero di vivere in pace, senza più guerre di nessuna sorta e di non aver mai la sventura di sopportare quello che abbiamo sopportato noi nei lager nazisti. Parole che sono un testamento scritte da un giovane che quando rientrò in Italia aveva poco più di 20 anni. Alle vittime delle foibe. La commemorazione delle vittime delle foibe e dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel dopoguerra, tenutasi presso la chiesa votiva in occasione del giorno del ricordo, ha suscitato grande commozione. Noi siamo venuti qui per innalzare le nostre povere preghiere e deporre i nostri fiori, ma anche per apprendere l'insegnamento che sale dal sacrificio di questi morti. La celebrazione ha incluso la solenne deposizione di 2 corone di alloro presso la lapide della chiesa votiva alla presenza delle autorità civili e militari, rendendo il tributo ancora più significativo. Il giorno del ricordo è sicuramente un momento di incontro e riflessione, ma anche l'occasione per ricordare tutti insieme le terribili persecuzioni subite, le migliaia di vittime eliminate fisicamente ed infoibate. Questo giorno fa riaffiorare momenti di immenso dolore, come nel caso di Maria Luisa, che a 85 anni assieme ai nipoti non ha ancora un luogo dove commemorare suo padre, il carabiniere Guido Gazzola, in servizio alla stazione di Pogliane ad Abbazia. Guido fu ucciso nel 1944. Non abbiamo mai trovato il corpo, mai trovato niente. Capire dove l'hanno messo e come è successo, perché è sempre per sentito dire, ma qualcosa di certo non l'abbiamo mai avuto. Il nipote, che porta il suo nome, spera un giorno di poter portare un fiore dove riposano le sue spoglie. Mia nonna me ne ha parlato talmente tanto da piccolo che è come l'avessi sempre conosciuto. Era carabiniere a cavallo, scelto, sparito, non si sa se è stato giustiziato, fucilato, infoibato.
Gli studenti della scuola media Coletti hanno scelto di dedicare la pianta di lavanda a Norma Cossetto, giovane istriana brutalmente torturata e infoibata dai partigiani jugoslavi nell'ottobre del 1943. Un gesto e un modo per onorare tutte le vittime delle foibe. La strada in cui si trova l'istituto è intitolata proprio a Norma Cossetto. E oggi si vuole ricordare con Norma Cossetto, ma con tutte le vittime delle foibe, una tragedia immane che per tanto tempo questo paese ha voluto dimenticare. La pianta messa a dimora servirà per creare un angolo di pace e ricordo. Con la speranza che un domani man mano si possano piantare sempre più piante e alla fine diventi un boschetto, il bosco della pace, il bosco di Norma. Ormai gli scomparsi erano centinaia e centinaia, anzi migliaia, e con maggiore insistenza si parlava di pattuglie e di sequestratori. I ragazzi hanno ascoltato la testimonianza del figlio di un esule di Fiume, hanno suonato alcuni brani nell'auditorium della scuola e hanno ricevuto la Costituzione italiana. La preside Angela Ferraro ha sottolineato che il lavoro con gli insegnanti di storia è costante e non si limita a questa giornata. È fondamentale sapere per sviluppare un senso critico, conoscere per diventare consapevoli e per essere cittadini di pace. Noi cerchiamo di instillare nei ragazzi la possibilità che si sviluppi il loro senso critico, perché solo il senso critico permetterà loro, crescendo, di affrontare il mondo decidendo e filtrando ciò che gli arriva. Allora, professor Sirna, cosa pensa di queste interviste che ha sentito? Ecco, io vedo sempre pochi ragazzi, scusatemi, io ne vedo sempre pochi rispetto a quelli che dovrebbero esserci, perché sono storie importanti. Anche questa mostra che ha fatto Davide a Campora, solo una settimana in provincia, è pochissimo. Ecco, una provincia è un ente pubblico dove dovrebbe essere aperto anche il sabato e la domenica, specialmente in determinati periodi dell'anno. Cosa ne pensa, professor Sirna, di quello che ha visto e come lo commenta? Ma se mi permette vorrei tornare sul discorso dei ragazzi difficili. Io a scuola ho avuto diversi ragazzi difficili, ne basta uno per rovinare una classe intera. Se uno si comporta male, non è lui che impara a comportarsi bene dagli altri, sono gli altri che si abituano a comportarsi male come lui. Perché i ragazzi che si comportano male a scuola non vengono bloccati più di tanto, anche se fanno qualcosa di grave. Nella riunione dei docenti c'è sempre qualcuno che lo difende e quindi a questi ragazzini problematici il più delle volte non viene fatto niente. E quello che servirebbe fare sarebbero dei corsi di educazione obbligatoria per i genitori. Bisognerebbe educare i genitori, perché se i genitori non sanno che cos'è della buona educazione, non possono insegnarla ai figli. E quindi servirebbe proprio questo. Purtroppo c'è stato un grosso cambiamento dagli anni 70 in poi nel rapporto genitori-figli, nel rapporto tra le persone e i rappresentanti delle istituzioni. In generale è venuto a mancare il rispetto per gli altri. Non esiste più rispetto per gli altri. Ognuno fa quello che vuole, pensa ai propri interessi e non ha paura di niente, perché tanto sa che nessuno può fare niente. In merito a questi servizi che abbiamo visto, devo correre purtroppo, professore, prego. Sì, stavo per dire appunto, anch'io domenica ero a Morgano alla celebrazione a ricordo dei martiri delle foibe e sono purtroppo eventi che si svolgono in una giornata sola, quindi una giornata sola all'anno, dopodiché non se ne parla più. Resta tutto va tutto nel dimenticatoio. E quindi bisognerebbe trovare il sistema per fare in modo che vengano ricordati maggiormente questi eventi. Teniamo presente che tra foibe e sparizioni dispersi sono stati uccisi circa 16.500 istriani, fiumani e dalmati, che gli italiani che sono scappati da queste terre perché non volevano diventare jugoslavi sono 350.000.
E considerando l'età di quelle persone, ormai ne sopravvivono ben pochi e solo i figli e i parenti ricordano quello che è successo. Quindi appunto per questo sarebbe il caso di aumentare gli interventi, gli eventi dove si ricordano questi fatti e soprattutto a scuola. Fare in modo che queste cose vengano insegnate agli alunni a prescindere dall'orientamento politico degli insegnanti. Molto chiaro, grazie professor Sina. Sentiamo invece anche Giacomo Colladon, Presidente, cosa mi dice, sa la proposta che le avevo fatto di questi ragazzi sopra le righe, perché sono sopra le righe, naturalmente quelli che non si sono bevuti il cervello con la droga, perché dobbiamo anche stare attenti a questi, perché non ci sono proprio con la testa, ecco, di fargli fare dei percorsi diversi, perché non è possibile continuare così in attesa che il governo prenda posizione. Non si può avere l'anziano che ha paura di uscire alle 4 del pomeriggio, ha paura di stare anche in casa ormai, di non prendere l'autobus, la corriera a certe ore. Cioè bisognerà pur cambiare qualcosa. Prego Colladon. Allora, certo sarebbe molto importante che questi ragazzi facessero i controllori nei nostri mezzi. A parte che ovviamente io non ho la possibilità di obbligarli perché non ho titolo per farlo, ma magari mettere i verificatori che sono quelli che poi controllano i titoli di viaggio e vedono quello che sta succedendo a bordo di un autobus, magari metterli a fianco, perché i verificatori devono avere un patentino particolare per fare quel tipo di lavoro e quindi devono avere un corso particolare, magari metterli a fianco, sì, e capire qual è il funzionamento, le difficoltà di un verificatore a bordo di un mezzo quando chiede il titolo di viaggio. Questo potrebbe essere un'idea, però io non ho la possibilità di costringere questi ragazzi a fare sta roba. Ma lo deve fare lei, deve fare la squadra, una squadra che deve essere soprattutto con la politica che deve intervenire, perché non ce n'è per nessuno. Io li ho portati, sa, direttore, questi presidenti, questi ragazzi sopra le righe, diciamo, col mondo della disabilità, li ho portati a Venezia con 2 motonavi, poi diversamente giovani come li chiamo io, e ho voluto proprio questi ragazzi e loro hanno accompagnato quelli deboli, hanno accompagnato i diversamente giovani lungo il percorso. Io ho visto dei ragazzi, guardi, incredibilmente attenti, addirittura li ho trovati che spazzavano perché avevano sporcato, molto attenti ai ragazzini fragili, con le carrozzine, li accompagnavano, io non ho avuto nessun problema. Quando sono partito mi hanno detto: quella è pazza, mamma mia cosa succederà, ti prendi tutta la responsabilità. Io come al solito la responsabilità, se faccio una cosa me la prendo, me l'ho sempre presa e devo dire la verità che è stata una gita meravigliosa. Siamo tornati alle 19:30 di sera col buio, ancora ballavano e cantavano tutti assieme, senza diversità, senza colori, e senza politica, e questo mi ha fatto molto bene, perché per questo le ho detto: insista Presidente, insista su questo, perché abbiamo la possibilità di prendere questi ragazzi, di farli fare, di intrigarli con qualcosa di diverso. Ecco, forse alla sera non hanno più voglia di fare tutte queste scazzottate, facciamo fare un po' di sport, abbiamo le palestre, che anzi ho avuto appunto di questi allenatori che hanno detto benvengano, siamo qua a braccia aperte. A Campora perché non si fa? Allora, ci vogliono gli strumenti per fare questo. Naturalmente Colladon giustamente dice: io non ho il titolo per farlo. Deve essere un concerto di persone, la politica, il sindaco del città, piuttosto che comunque Colladon con la sua squadra. Ora è un discorso, però è una bella proposta, perché responsabilizzare i giovani in questo senso gli fa cambiare atteggiamento. Quello che hai fatto tu. Posso intervenire? Sì, finisce a Campora, poi interviene lei, professore. No, prego, volevo a Campora. Appunto dire che insomma probabilmente responsabilizzandoli gli dai quel tocco che manca loro, anche di essere protagonisti, no, nella scena, e quindi cambiano atteggiamento e sono propositivi. È bello, Campora, che quando passeggiavamo dalla motonave per arrivare
stare in piazza San Marco che ci aspettavano per premiare, perciò è stata una bella cosa. Questi ragazzi che di solito si sentono dire mamma mia sei un delinquente, sei uno spacciatore, sei cattivo, la gente, siccome portavano anche le carrozzine, diceva ma che bravi che siete, ma guardate che... perché la gente parla poi, professore, io ho assistito a questo, e loro guardavano queste persone e dicevano ma come, a Treviso fino all'altro giorno ero, e qua mi dicono che bravo, perché è così, dovrebbe funzionare così. Prego professore, poi chiudiamo. Sì, una cosa brevissima. Secondo me sarebbe importantissimo istituire la protezione civile obbligatoria per tutti i ragazzi e ragazze di 18 anni per 6 mesi. Bravo. Insegnare a tutti i ragazzi come si interviene in caso di calamità, insegnare a tutti i ragazzi e le ragazze come si fa la rianimazione cardiopolmonare, già questo salverebbe migliaia di vite. E imparare ad aiutare gli altri, imparare ad intervenire in caso di calamità sarebbe una cosa utilissima per tutta la società. Sa professore, un'altra cosa bella che ho fatto, ho dato loro il microfono per intervistarsi, per sentire cosa pensavano, non spiaccicavano parole. Allora c'era il diversamente abile che diceva col microfono vieni qua vicino a me, dai che parliamo, vieni qua. E loro bloccati, ecco guardate che forza che avete, dicevo io, avete visto? Avete visto il ragazzo o la ragazza che è vicino a voi invece come parla, che gentile, sempre col sorriso. Io penso che è stata un po' scuola di vita anche per loro, quella giornata che abbiamo passato, siamo andati a vedere i musei civici, siamo stati accolti in maniera incredibile, ecco tutto gratuito, devo ringraziare anche i presidenti dei musei civici del Carrer, del direttore della Fenice, siamo andati alla Fenice, gli hanno fatto scendere dal palco reale, insomma bellissimo professore. Allora capisce che non è vero che sono proprio così, basta prenderli per mano uno a uno e cercare di capire dove andare a parare con loro. Cosa ne pensa Coladon? No, io la penso così, la disponibilità della mia azienda di MOM c'è. A Campora prenda nota, prego. A Campora prenda nota, e con a Campora intanto lo saluto e lo ringrazio, quindi noi siamo disponibili per questa cosa. Grazie veramente. C'è qualcos'altro che vuole aggiungere? Ecco, questo incidente che è successo con questa corriera che è andata nel fosso, per fortuna non è successo niente. Ecco, come hanno vissuto questi ragazzi? No, per fortuna l'autobus non era di MOM, ma era di ATVO, ma succede anche a MOM queste cose. Ovviamente era una giornata di pioggia e l'autista ha fatto probabilmente un errore e quindi è scivolato nel fossato. Grazie a Dio non è successo niente, la cosa più importante è che non è successo niente, quindi anche gli autisti devono stare un po' più attenti in situazioni di quel tipo. Comunque glielo dico io perché ho ricevuto anche telefonate MOM che qualcuno corre troppo forte anche con gli autobus e con le corriere, ecco glielo dico pubblicamente perché appunto la segnaletica va rispettata specialmente da queste persone, perché anche questi sono messaggi che arrivano ai ragazzi della guida sicura, perché bisogna che, gliel'ho detto perché appunto mi hanno detto di dirglielo, perché delle volte anche in certe situazioni, in certi posti si corre un po' troppo. Allora grazie a Giacomo Coladon, grazie al professor Franco Sirna, grazie a Davide a Campora e pubblicità. E siamo con Roberto Martano, responsabile rifugi Mira e Venezia, EMPA. Grazie Roberto di essere qui, abbiamo parlato di giovani, grazie, sono sicura invece che Roberto Martano ne ha tanti di giovani, forse l'EMPA è una delle poche associazioni dove vediamo i giovani, vediamo se è collegato Martano. Mi senti Martano? No, voce? Niente, allora intanto che mettono a posto Martano andiamo a vedere magari un'altra scaletta. Mi senti Martano?
Io mi sento benissimo. Ciao intanto e grazie. Ho detto che forse voi siete una delle poche associazioni che hanno i giovani. Li vediamo proprio in questi contesti, forse perché si fidano di più, è il volontariato che ci si fida di più, che sei vicino all'amico dell'uomo che è il cane, il gatto, sono questi veri amici dell'uomo. Com'è la situazione, Martano? E quanti ragazzi avete? Prego. Beh, effettivamente, buongiorno a tutti innanzitutto. Allora sì, è vero, il mondo del volontariato agli animali è un mondo probabilmente fatto di giovani, anche se, dire, tra i nostri è un mito un po' di tutte le età, è una cosa, come posso dire, positiva. Noi occupiamo di 2 rifugi, quindi quello di Mira e quello di Mestre, e complessivamente sono circa 50 i volontari. Le regole italiane, diciamo, oggi non permettono, come magari succedeva una volta quando ho iniziato io, io ho iniziato a 16 anni, oggi la legge italiana per questioni, posso dire, burocratiche, assicurative, rende necessario che i volontari siano maggiorenni, ma comunque iniziare a 18 anni a fare un'esperienza importante. Noi con i abbiamo una connessione pessima questa mattina, tanto per cambiare. Allora intanto che mettiamo a posto, perché non si capisce quello che dice il nostro ospite, andiamo a vedere anche un'altra cosa importante, andiamo a vedere un altro servizio che forse è un servizio che fa anche capire, perché abbiamo parlato di questi ragazzi, di queste aggressioni anche nella MOM, però guardiamo anche l'EMPA, questi botti di Capodanno, queste poi immagini del rifugio EMPA e poi questo cane maltrattato a Vicenza. Così mettiamo a posto la connessione e guardiamo queste cose qua. La notte di Capodanno è stata una strage per gli animali selvatici morti di paura, dalle lepri agli uccelli. Non solo, molti sono stati i cani soprattutto scappati dalle case. Alcuni fortunatamente sono stati già trovati e riaffidati alle famiglie, altri invece sono ancora in canile. Noi sappiamo purtroppo anche ci sono dei cani che ancora non sono stati restituiti perché le famiglie non sono qui, perché magari lo deteneva un'altra persona, la nonna, la zia eccetera, non conoscendo le abitudini ha sottovalutato la cosa, per cui sta aspettando ancora che la famiglia arrivi. E è la famiglia stessa, quindi il proprietario, che può andarlo a ritirare. Fondamentali sono stati i social. Quasi ogni giorno è stato postato l'avvistamento di un animale domestico smarrito e traumatizzato dai botti. Un modo importante, spiega Valentina Perin dell'EMPA, per riuscire a localizzare i cani. In questi ultimi tempi la sensibilità verso gli animali è cresciuta molto. Intanto chi li ritrova li deve mettere in sicurezza, perché purtroppo capita anche che persone di buona volontà fanno la foto il cane che scappa, però sarebbe bene, ovviamente pensando prima alla tutela e quindi essere certi di ciò che si fa della persona, tenerlo confinato. Quindi se è vicino al tuo giardino si apre la porta del giardino della recinzione, si chiude e si tiene confinato, in modo tale che si chiamano i cinovigili, perché la parte incaricata al ritiro degli animali sono i cinovigili. Poi postare le foto dell'animale nei social è sempre utile. Il consiglio dell'EMPA per chi ancora non avesse trovato il proprio animale è semplice. Mettere dei volantini vicino a casa con la foto, segnalazione, soprattutto la data della segnalazione è molto importante, i social, come abbiamo già più volte detto, e chiamare il canile di riferimento, il canile sanitario. Tornando al discorso di prima, il canile sanitario chiama il proprietario se ha il microchip. La prima verifica è da fare se è effettivamente assegnato. Costretto a vivere in una gabbia posizionata sul pianerottolo di un condominio in strada 7K. Erano le tristi condizioni in cui viveva Pitti, un cane di media taglia di razza American Staffordshire Terrier. A seguito della denuncia di un cittadino alla polizia locale erano già scattati i primi controlli. Gli agenti avevano constatato che l'animale era rinchiuso in una gabbia troppo piccola per la sua taglia e inoltre privato troppo spesso della luce naturale della ciotola dell'acqua. Il proprietario si era anche inizialmente dimostrato collaborativo, dicendo che non lo avrebbe fatto più e che purtroppo non era nelle condizioni di far stare il cane in altre condizioni, ma sembrava aver capito che quelle non erano le condizioni di far vivere il cane.
Purtroppo a seguito di un ulteriore controllo si è ritrovato il cane nella stessa gabbia e quindi il cane è stato sequestrato. È solo l'ultimo caso di maltrattamento animale per cui il proprietario è stato denunciato. Nell'ultimo triennio il nucleo di Vicenza delle guardie zoofile hanno ricevuto 3.470 segnalazioni, di cui 3.260 evase, 986 gli animali sequestrati e 96 i proprietari che sono stati condannati. Ma che fine farà ora Pitti, il terrier sequestrato? Ci sono ancora indagini in corso, la magistratura farà i suoi passi e il cane potrà essere per esempio dissequestrato e posto quindi nelle condizioni per essere adottato, ma è troppo presto per esprimersi in questa direzione. Quello che vi posso dire è che Pitti, il nome del cane, Pitti sta bene, è presso il canile sanitario e sta bene, è stato trovato in salute, è un cane buono nonostante quello che ha passato. Allora Roberto Martano, abbiamo visto questi servizi, sono servizi importanti che fanno capire anche qua la crudeltà dell'uomo. Se sai che queste cose fanno male, perché continui a infierire con queste cose quando sai benissimo le conseguenze che portano? Ma perché non si ascolta? Sono gli unici che sono rimasti amici dell'uomo nel vero senso della parola e molti, non tanti, ma direi anche abbastanza persone non si rendono conto di avere una creatura fragile. Penso quando si va al mare, che lo cito sempre, cosa vedo che fanno a questi animali, che fanno chiamare mamma, papà e poi gli fanno fare 200 bagni, 1000 prese con la pallina, il rametto. Ma io non so, non capisco, eppure voi lo dite, abbiamo anche i veterinari che parlano chiaro, si sente ma non si ascolta. Com'è la situazione, Martano? Allora, l'episodio del servizio è sicuramente forse uno dei tanti, un episodio grave, ma ce ne sono veramente tantissimi. Il problema fondamentale è questo, che le persone spesso scelgono di occuparsi di animali, quindi di portare in casa un animale, senza rendersi conto dell'impegno che gestire un animale richiede in termini di tempo, in termini anche economici, in termini di spazio. Quindi poi cosa succede? Che l'animale, il cane, perché poi principalmente magari con la gestione di un gatto la situazione è diversa, con il cane diventa un problema, cominciano a esserci magari problemi con il vicinato e viene relegato in spazi sempre più piccoli, nel recinto, in giardino, nella gabbia come abbiamo sentito, e purtroppo episodi di questo tipo ce ne sono tantissimi. Se non si è in grado di gestire un animale è meglio non scegliere di occuparsi di un animale, soprattutto perché l'impegno è un impegno che dura per tantissimo tempo. Io se adotto un cucciolo devo avere una prospettiva di 15 anni davanti, 16, 18, forse anche di più, perché la vita di un cane è una vita che si è allungata come quella dell'uomo e quindi oggi abbiamo animali che vivono 15-20 anni. Se io scelgo di adottare un cane, so cosa farò nella mia vita per i prossimi 15-20 anni? Questo è il problema fondamentale, perché poi da qui nascono tutte le situazioni conseguenti, quindi il cane che finisce in terrazza, il cane che finisce chiuso nel box auto e fino ad episodi anche più gravi. Noi abbiamo recentemente recuperato con la polizia locale, con i carabinieri di Mira, un Amstaff, quindi la stessa razza, che è una delle razze che sempre più viene adottata, ma che è anche una tra le più impegnative da gestire, che era rinchiuso all'interno di una stanza in un appartamento. Tra i suoi escrementi e l'urina, voi pensate che il pavimento, il parquet di questa stanza sostanzialmente non esisteva più, da quanto era intriso di urina, e il proprietario maggiorenne, ma giovane, insomma, considerava tutto questo normale. Pazzesco. Questa è la situazione, purtroppo. Abbiamo Livio da Padova. Ciao Livio. Mirella, ciao. Ieri sera sentivo la trasmissione di Focus e parlavano appunto di queste baby gang, non solo dei furti ogni giorno, di queste baby gang, della violenza, girano con il coltello, sono violenti, assaltano gli autisti, non pagano il biglietto, sono violenti, eccetera.
Ma io mi chiedo, ma in che paese viviamo? Bisogna dare alla polizia, ai carabinieri degli strumenti più efficaci per controbattere questa violenza giovanile che è delinquenza, diciamo. Bisogna che dotarli tutti del taser e dotarli di manganelli, perché questo sarebbe un deterrente, non che non serve a niente, servirebbe a molto. Questa violenza così gratuita deve essere combattuta e non che non serve, sarebbe un deterrente. Come un poliziotto non può dare una manganellata a un giovane, a un criminale, eccetera. Ma in che paese viviamo? Se non viene adottato questo, la violenza di queste bande giovanili ci sarà sempre e continuerà sempre. Grazie. Abbiamo sentito Livio, Martano, i giovani, la crudeltà, perché anche loro delle volte non si fanno mancare niente quando hanno il cervello che parte, però abbiamo anche un mondo molto bello di giovani invece, di volontari che si danno molto da fare, o sbaglio Martano? In effetti è proprio questo, forse si sentiva male prima, c'era il problema con il collegamento. Io dico che ogni tanto bisognerebbe anche guardare tutto quello che di positivo c'è. Prima vi dicevo, noi abbiamo tra i due rifugi, quindi quello di Mira e quello di Venezia, un gruppo di 50 volontari circa. No, sono volontari di tutte le fasce d'età, ma abbiamo tanti giovani volontari. Io stesso ho iniziato molti anni fa, a 16 anni. Allora, ci sono anche tanti volontari che si impegnano e sono giovani. Noi 2 settimane fa abbiamo avuto un incontro con un gruppo scout giovane. Nei nostri rifugi vengono i ragazzi dei Grest estivi, vengono molto spesso i gruppi scout, che sono formati tutte da persone giovani che dimostrano una grande sensibilità, un grande senso civico, educazione. Quindi è vero che fa notizia la baby gang, ma è anche vero che abbiamo tanti ragazzi, fortunatamente, che sanno comportarsi e che vivono positivamente. Quindi forse dovremmo ogni tanto indirizzare più l'attenzione verso queste persone che non verso i pochi che poi combinano quello che combinano. Noi ne abbiamo la prova, nel senso che nei nostri rifugi ci sono persone che se scelgono di venire a fare volontariato, dedicare il loro tempo, sporcarsi le mani, perché il volontario in canile si sporca le mani, quando piove lavora sotto la pioggia, quando è caldo lavora al caldo, e lo fa perché prova compassione, empatia, desidera aiutare comunque degli animali in difficoltà. E io ritengo, anche se non sempre è così, perché non voglio neanch'io generalizzare, che una persona che è sensibile e dimostra sensibilità verso un animale non dovrebbe, e mi auguro non lo faccia, girarsi da un'altra parte quando c'è un anziano in difficoltà, una persona fragile, come diceva prima lei Mirella, quindi quando ci sono altre forme, come dire, di difficoltà o altre persone che hanno bisogno di aiuto. Martano, come numeri abbiamo più ragazze o ragazzi, più persone femminili o maschili come EMPA? Femminili, il mondo del volontariato degli animali è principalmente femminile, questa è una cosa, guardi, sicura al 100%. Ecco, non solo nel mondo degli animali ma anche nel mondo del volontariato la figura femminile supera di lunga quella maschile. Sì. Perché Martano questo? Anzi, secondo me anche a questi ragazzi sopra le righe andrebbero fatti dei percorsi, come ha detto il presidente della Momo Coladon, lo dico anche a Martano, anche avvicinarli a voi, un'educazione civica diversa. Ma perché deve essere fatto solo a scuola ed esclusivamente a scuola? Cosa ne pensa Martano? Allora, noi per esempio facciamo anche attività nelle scuole, no? È un momento sicuramente importante. Secondo me alle volte si fanno, come posso dire, si dedicano questi tempi a delle classi di ragazzi troppo giovani, quindi passa il messaggio sì dell'attenzione all'animale, ma magari non c'è ancora l'età per percepire quello che invece è anche, come dicevamo prima, il concetto del servizio, del dedicare il proprio tempo alla collettività, che possono essere gli animali, ma possono essere gli anziani, può essere la protezione civile. Quindi
forse bisognerebbe non limitarsi ad andare nelle aule dove ci sono ragazzini, ma forse diciamo bambini, ok? Ma cominciare ad investire in quella fascia d'età in cui i bambini diventano autonomi, sono ragazzi e cominciano nella loro autonomia a prendere delle scelte che poi non sempre sono quelle giuste. Allora vorrei anche vedere se riescono a riprendere quel servizio di quei 2 fratelli con 5 cani, non so perché non ce l'ho, che veramente sono stati sfrattati, vivono in macchina, questi animali sono stati portati al canile, per loro sono delle creature meravigliose, come spiega questo uomo, che anzi contatterò per vedere se riusciamo a risolvere questa situazione. Ma come strutture come siamo messi, Martano? Parlo in Veneto naturalmente. Siamo sempre pieni, nel senso che la situazione nel Veneto oggi, il fenomeno del cosiddetto randagismo, intendendo i cani che girano per strada, non esiste più. Ci abbiamo lavorato 30-40 anni, ok, soprattutto con la forza delle associazioni e del volontariato, perché se nel Veneto non esiste più randagismo è frutto sì di alcune scelte e di alcune normative che abbiamo, ma è frutto soprattutto del lavoro straordinario che hanno fatto tutte le associazioni, non solo EMPA, per carità. Pur non avendo questo fenomeno, quindi dei cani vaganti, salvo i cani, come posso dire, che scappano di casa, quelli in fuga, gli ingressi nei rifugi oggi sono in sempre parte maggiore costituiti da situazioni di fragilità, quindi appunto proprietari che ricevono lo sfratto, situazioni di anziani che vanno in strutture, in casa di riposo e i figli poi non sono in grado o non vogliono prendersi in carico il cane o il gatto del proprietario anziano. Ci sono situazioni di malattia grave. E ci sono anche poi situazioni, come dire, che hanno risvolti penali, nel senso che nei canili entrano anche i cani di una persona che viene arrestata, per esempio. E poi ci sono anche, e sono purtroppo un numero significativo, cani che arrivano in rifugio per episodi di morsicatura nelle famiglie, sui quali poi si potrebbe aprire un capitolo, perché spesso la morsicatura ha delle sue motivazioni che forse non sono state lette, non sono state percepite e comprese dal proprietario, e quindi è un episodio che forse si poteva evitare. C'è chi nel momento in cui il cane morde, anche non gravemente, l'unica soluzione che è in grado di trovare è quella di dire: spedisco il cane in canile perché sostanzialmente il cane mi ha tradito, e quindi siccome il cane mi ha tradito io lo punisco e lo mando in collegio. Non è questo l'approccio corretto, perché se tu scegli di accogliere in casa un cane, soprattutto di taglia grande, soprattutto di determinate razze, dovresti anche essere consapevole del fatto che con quel cane devi interfacciarti anche magari spendendo 2 soldi per affidarsi a un educatore, perché il cane non è un peluche, se no facciamo meglio a lasciare i cani dove sono e in casa ci compriamo un bel peluche che non mangia, non abbaia, sicuramente non morde e ancora meno sporca. Il cane non è un oggetto che finché mi piace lo tengo e quando non mi piace più tanto c'è il canile e lo porto in canile. Purtroppo però la mentalità è sempre più diffusa, questo tipo di mentalità è sempre più diffusa. Senta Martano, quello che però vorrei anche capire con lei, io ho tante persone che mi dicono: ma come fanno a tenere quei cani così grandi su un appartamento? Vedo che li portano fuori 2 o 3 volte, una mezz'oretta, ma secondo te, Mirella, basta? Quello è quello che mi chiedono. Ecco, non sono animali di certe dimensioni che avrebbero bisogno di più spazio, di sgambare di più, ecco, e sono sprecati in appartamento, facciamo del male. Cosa risponde a queste persone che mi hanno chiesto di farle questa domanda? È una domanda più che giusta e è la stessa domanda che noi facciamo per esempio ai nostri adottanti quando una persona viene in rifugio e chiede di adottare un cane di taglia grande. Allora, è vero che lo spazio a disposizione del cane, se è poco, non è sufficiente. È anche vero che se io ho 20.000 metri di terra e lascio il mio cane da solo in giardino su 20.000 metri di terra, comunque non ho dato al cane tutto ciò che serve.
Dall'altro lato, se io vivo in un appartamento di 50 metri quadri, ma ho la fortuna di essere in pensione e di poter portare il cane fuori più volte al giorno, ma non solo per le necessità fisiologiche, per camminare molto, per passeggiare, per correre, compenso il fatto che non ci sia lo spazio fisico. Allo stesso tempo il solo spazio fisico non è sufficiente al cane, perché il cane è un animale sociale, quindi il cane ha bisogno di fare attività, il cane non ha bisogno del giardino per pascolare. Quindi la risposta alla domanda che le fanno qual è? La risposta è che va bene anche un cane di taglia grande in appartamento se la famiglia ha il tempo e è consapevole di potersi organizzare per poter garantire al cane non 2 o 3 passeggiate, ma almeno 4 passeggiate, di cui almeno un paio lunghe, importanti. Lunghe, importanti vuol dire non 10 minuti, vuol dire anche un'ora di tempo. Se la famiglia è presa tra, giustamente, il lavoro, lo sport dei figli, il giro domenicale, piuttosto che 1000 altri impegni, indubbiamente quel cane uscirà magari 3 volte al giorno, un quarto d'ora giusto per i bisogni, e lasciarlo chiuso il resto delle 24 ore dentro un appartamento non è sicuramente quello che il cane desidera, e non si fa del bene al cane gestendolo in questo modo. Allora andiamo a vedere anche il servizio di questi 2 fratelli e di questi loro amici, i loro grandi amici. Vorrei che qualcuno ci aiutasse, cerchiamo in affitto un appartamento dove stare con i cani, un po' di giardino sì, ma quello, cioè, se c'è il tetto e magari che non escano in strada. L'unico pensiero di Danilo è per loro, per questi 5 cani che da tempo sono la sua vera grande famiglia. Pur di non lasciarli, il 59enne ha dormito con le bestiole in macchina per diverse notti in una Fiesta Rossa diventata una sorta di monolocale. Sei bravissimo. Danilo con il fratello Luca ha vissuto per 12 anni in un appartamento di San Biagio di Callalta, poi la fine del contratto e qualche mese in garage. La signora che è subentrata perché ha comprato l'immobile e ci ha permesso di stare 2 o 3 mesi in garage, dove dormivamo in garage. Poi è successo quel fatto del signore che è morto nel garage a Treviso e la signora non si è più fidata a lasciarci vivere là. Ora i 2 fratelli, Luca un lavoro stabile, Danilo paziente oncologico con una pensione di invalidità, hanno trovato alloggio in un residence di Breda, 900 euro al mese, e qui come altrove i cani non sono ammessi, per questo l'uomo dorme in macchina. È un po' complicato perché tante case sono arredate, non vogliono che gli rovini i pavimenti o sai, i cani grattano, mordono, loro no, però succede insomma. La storia di Danilo sta mobilitando in tanti, non solo sui social. Nora è una residente di San Biagio. Siccome siamo qui della zona, stiamo provando a cercare la situazione. Capisco benissimo anche io, avendo un cane gatto, che ho cercato 1 anno appartamento quando l'ho cercato, quindi è difficile. Il passaparola è iniziato, mentre il comune di San Biagio ha trovato una prima soluzione affidando i cani al canile di Roncade, ma solo per la notte. L'importante è la salute del signor Danilo, ma non di meno i suoi animali, che sono una famiglia per lui. Il signor Danilo appunto dormirà al sicuro, speriamo già da stanotte, cosa che appunto il signor Danilo ci ha confermato, e chiaramente i cani in sicurezza, quando poi di notte e di giorno potrà andare a recuperare, a farli sgambare, è cosa importante. Si cercano soluzioni, tutte però a misura di cane. Danilo su questo è chiaro. Se stai male, hai una giornata storta, qualcosa, lo vedi scodinzolare o ti appoggia il naso alle ginocchia, si struscia un po'. Non passa tutto perché non fa passare la malattia, però cambi l'umore e ti fa star bene. Quindi troviamo, cerchiamo una tana. Cerchiamo una tana. Io sto cercando di contattare queste persone per vedere com'è la situazione. Ieri non ci sono riuscita, vedremo se mi andrà meglio oggi, però quello che traspare è il grande amore e rispetto per queste creature che veramente anche in un momento anche difficile della vita di queste persone con la malattia cercano di aiutarle, eppure le fragilità sono sempre con le spalle al muro, come abbiamo sentito, abbiamo visto. Come commenta questo servizio, Martano? Vede, questo servizio è secondo me l'esempio concreto di come
ci siano veramente tante persone che, pur di non separarsi dal proprio animale, sono disponibili a fare qualsiasi tipo di sacrificio, e quindi si rendono conto e sono consapevoli del fatto che la propria difficoltà e quella degli animali sono legate insieme, e quindi insieme appunto si affrontano le situazioni. E questo servizio sarebbe da far vedere a tante persone che invece contattano il canile alla prima difficoltà, al primo problema, dicendo: io non riesco più a gestire il cane, ritiratelo, ve lo porto. Cioè c'è chi alza il telefono e, senza quasi neanche salutare chi c'è dall'altra parte del telefono in rifugio, dice: buongiorno, ho un cane da portarvi, quando posso venire? Mentre il signor Danilo, mi sembra si chiamasse il proprietario dei cani, vive in quelle condizioni e si sacrifica pur di non separarsi dagli animali. Perché? Per quello che ha detto nella fine del servizio, cioè per tutto quello che lui riceve da questi animali in termini di compagnia e di affetto. È logico che anche gli animali richiedono tanto, perché sono un impegno, e di questo impegno bisogna essere consapevoli. Il bravo proprietario è un proprietario responsabile, come un bravo cittadino è un cittadino responsabile. Se uno non è consapevole delle proprie responsabilità, fa danni ovunque, anche nella gestione di un cane. Martano, e questi animali come vivono questa separazione quando avviene? Ecco, il cane non può parlare, non può dire quello che pensa, però il loro abbaiare, la loro tristezza si vede. Quante volte abbiamo visto alla morte del padrone questo animale sulla tomba nel cimitero, fermo, immobile? Ecco, cos'è ancora che non riusciamo a capire e a rispettare di queste creature meravigliose che abbiamo? E parlo anche in generale. Prego, Martano. Anche se non sembra, o meglio, anche se qualcuno non lo percepisce, diciamo così, gli animali hanno una sensibilità enorme. Poi ognuno di loro ha un modo di trasmetterlo, quindi è indubbio che il cane si comporti verso il proprietario in modo diverso rispetto al gatto, ma questo non crea differenza. Tutti gli animali hanno la loro capacità di percepire. Noi vediamo arrivare in rifugio animali che per giorni rinunciano al cibo, per giorni piangono, per giorni grattano la porta perché vorrebbero uscire e non si spiegano il perché fino al giorno prima erano in un appartamento e il giorno dopo si trovano in rifugio. Il nostro compito, il compito dei nostri volontari, è proprio quello di stare con questi animali con lo stesso affetto con cui ognuno di noi sta a casa con il proprio animale, perché in rifugio noi cerchiamo di garantire ai nostri ospiti esattamente quello che dovrebbero avere in una famiglia, e quindi anche questo momento di transizione viene superato, e dopo che questo momento di transizione viene superato, per gli animali si riesce a creare le condizioni per una nuova adozione. Ma gli animali sanno bene e si rendono ben conto di essere finiti in rifugio. Non è la stessa cosa trovarsi in rifugio o trovarsi in famiglia, anche in una famiglia che magari non dedicava loro molta attenzione, non li badava, non li seguiva più di tanto. Noi gli animali li vediamo in rifugio al loro arrivo e li vediamo nei giorni successivi, e vi assicuro che non è uno spettacolo, come posso dire, al quale si può restare indifferenti. Paola da Padova, ciao Paola. Sì, ciao Mirella, buongiorno al tuo ospite. Buongiorno. Allora, grazie per questa ennesima opportunità e grazie al tuo ospite, come ringrazio tutte le associazioni e tutti i volontari, del quale ho fatto parte per una vita anch'io, anzi ho conosciuto anche la Carla Rocchi ai bei tempi. Allora, il mio parere sul fatto del cane grande, se permettete, cioè se il cane grande è acquistato, uno per un appartamento, va benissimo quello che ha detto il presidente dell'ENPA. Se invece il cane viene tirato fuori da un canile, tra l'appartamento e il box di 2 metri, forse e qualche carezza in più riesce a beccarla. Poi, oltre che ringraziarlo, volevo fare l'ennesimo appello, qua randagismo, grazie al vostro e anche, se permettete, il mio lavoro,
ricordo appunto che questi volontari non ricevono una lira, anzi oltre alla sofferenza, il tempo e la fatica mettono i soldi della benzina e anche i soldi dei veterinari quando vengono raccolti gli animali feriti, e appunto qua volevo arrivare, i conti dei veterinari da mozzare il fiato e anche qualcos'altro. Quindi prego anche il tuo ospite di sollecitare questa possibilità che sia una mutua dei veterinari, fra virgolette, dai veterinari e anche per gli animali, soprattutto per gli animali, per i rifugi, perché bisogna dirlo che dai rifugi la legge pretende tantissimo, giusto? Pretende che il cane sia sterilizzato, vaccinato, microchipato, ma a spese del rifugio, non certo a spese dello Stato. Quindi ogni cane che viene dentro è un bel salasso, e questo vale anche per le persone meno abbienti, gli anziani, perché noi sappiamo quanto sia importante, vitale, fondamentale. Anche l'altro giorno un cane abbaiando ha salvato la sua padrona, quanto sia fondamentale, specialmente per anziani soli, avere coccole, affetto e una ragione di vita. Ultima cosa, lo stesso vale per i farmaci, che i farmaci, lo stesso principio, il farmaco per umani costa 10, per gli animali costa 15 o 20, anche questa è un'altra assurdità, e spero che continuamente bussando alle autorità che facciano questo tipo di legge, prima o dopo forse otterremo qualcosa. Grazie infinite per l'opportunità e buona giornata. Grazie a te Paola, prego Martano. Allora, la signora Paola ha toccato tanti temi importanti e alcuni purtroppo ancora irrisolti. Parto dalla fine, quindi dai costi. Allora, io cerco di essere sempre molto realista nei ragionamenti che faccio, e quindi non mi illudo che da qui a breve cambi qualcosa sulla cosiddetta mutua per gli animali. C'è una cosa però che potrebbe cambiare velocemente, anzi che sulla carta sarebbe già cambiata, ma che poi non è stata mai, come dire, messa sulle rotaie e fatta partire col treno. Il ministro Speranza aveva emanato una norma secondo la quale si potevano utilizzare i farmaci ad uso umano se corrispondenti a quelli veterinari. Peccato che quella norma poi sia rimasta lì bloccata, scritta e mai applicata, e noi oggi in Italia abbiamo antibiotici piuttosto che cortisoni, piuttosto che 1000 altri farmaci a uso umano che sono lo stesso identico, non sto dicendo similari, lo stesso identico prodotto che si utilizza in umana, perché l'antibiotico, adesso non voglio fare nomi, l'antibiotico che noi usiamo quando abbiamo un problema dopo un intervento dal dentista è la stessa identica molecola che si usa negli animali. Peccato che quella per gli animali costi 10 volte tanto. Lo stesso vale per il cortisone e lo stesso vale per 1000 altri prodotti. Allora questo, a differenza della mutua, per la quale forse ci sarebbe un costo per le casse pubbliche che oggi l'Italia evidentemente non è in grado di sostenere, ma l'autorizzare l'uso di farmaci umani ha solo un effetto: fa risparmiare i cittadini e riduce evidentemente le entrate delle case farmaceutiche, ma di costi pubblici ce ne sono praticamente zero. Quindi perché non si applica questa normativa? Guardate che nei canili italiani, se giustamente dopo un controllo dei NAS o dell'ASL viene trovata una scatola di un farmaco a uso umano, l'associazione che gestisce il rifugio viene sanzionata. Ok, questo prevede la legge italiana. Quindi nei canili italiani si comprano i farmaci a uso veterinario che costano 10 volte quello che costa lo stesso identico farmaco ad uso umano, e lo stesso vale, come diceva la signora al telefono, per i cittadini privati. Poi la mutua, per carità, la desideriamo tutti, ma io la vedo una cosa, come dire, difficilmente realizzabile nell'immediato. Il cambiamento di passo sui farmaci potrebbe entrare in vigore domani e potrebbe essere tranquillamente
È caduta la linea con Martano, purtroppo è un problema anche capire dove si vuole andare a parare. Vediamo se riusciamo a ripristinare il collegamento. Intanto andiamo a vedere un'altra cosa veramente che fa molto discutere e riflettere, e sono queste aggressività. Andiamo a vedere nuova aggressione MOM. Un giovane ha tentato di utilizzare l'abbonamento di un amico, ma è stato sorpreso dall'autista della MOM. Una volta appurato lo scambio fraudolento, l'uomo ha chiesto al ragazzo di consegnargli il titolo di viaggio. La risposta di un ventenne di seconda generazione è stata violenta. Ha prima strattonato l'autista, poi gli ha sferrato un pugno in pieno volto, procurando lesioni guaribili in 7 giorni. Si tratta dell'ennesima aggressione ai danni dei controllori e autisti della MOM che svolgono il loro lavoro in un clima di paura. L'ultimo episodio è accaduto lo scorso 27 gennaio al Biscione a Conegliano, al capolinea della MOM sulla linea 6096. Il ragazzo, che è stato identificato, dovrà rispondere dell'accusa di resistenza e violenza a incaricato di pubblico servizio. Allora, mi dicono che Martano non riesce più a collegarsi, allora a questo punto andiamo in pubblicità. E siamo con Alberto Battistella, sindaco di Loria, lista civica, giusto sindaco, e soprattutto noi vogliamo anche capire, visto che siete quelli più presenti nel territorio, come vi state muovendo. Ma prima abbiamo Claudio da Marano, perché Vicentino che ieri non sono riuscita a passare. Ciao Claudio. Sì, buongiorno a tutti. Scusa per ieri Claudio, ma proprio non avevo sentito. Paura. Prego. Niente paura. No, io volevo solamente fare un attimo il discorso sulle commemorazioni. Sì. Perché tutti i morti hanno uguale diritto. E praticamente è stato trovato nel 1993 un armadio nel procura a Roma che era girato con le porte verso il muro. Quando l'hanno aperto, c'è stata una commissione parlamentare, hanno trovato 700 fascicoli che riguardavano 15.000 vittime. E praticamente si parlava di Acerra, Sant'Anna di Stazzema, Marzabotto, Certosa di Farneta, Vinca. Si pensi che a Vinca diedero 72 ore ai mai morti fascisti neri, per fare quello che volevano a Vinca. Questi sono solo alcuni dei luoghi, dei nomi dove praticamente nella linea Sigfrido, siccome i tedeschi non volevano essere presi alle spalle dai partigiani, nella linea Sigfrido, che era la linea dove si fermarono gli americani, che poi ci fu anche il famoso bombardamento, il bombardamento della cosa, adesso non mi sfugge il nome, comunque vabbè. Il punto è che bisogna ricordare anche queste persone, perché io per esempio io ho visto le testimonianze su YouTube, no? E c'era questo anziano che spiegava di queste donne, perché erano tutte bambini e donne, spiegava della fucilazione di 29 donne di Vinca e mi ha fatto rivoltare lo stomaco, perché parlava del sangue che correva giù per le strade. Vabbè. Comunque per quanto riguarda la commemorazione dei foibe va benissimo, però c'è da ricordare anche che l'esercito entrò in Jugoslavia nel 1941 e chi ha letto, io ho letto perché naturalmente non c'ero, abbiamo visto, si è visto che facevano sulle isole di Rab campi di concentramento con tende, quello che ho letto, e entravano nelle case con i lanciafiamme dei cittadini. C'è stato un po', diciamo così, una pulizia etnica da parte dei fascisti, insomma, anche io spero che la gente vada a vedere l'armadio delle vergogne. Digitate in internet armadio delle vergogne. Buona giornata signori. L'armadio delle vergogne che appartiene un po' a tutti, perché chi non ha peccato scagli la prima pietra, esatto. Dico io purtroppo, specialmente nel giorno della memoria, nel giorno del ricordo, queste pietre veramente dovrebbero far riflettere. Abbiamo le pietre d'inciampo
che dicono molto anche su questo. Saluto anche la dottoressa Roberta Reali, storica dell'arte. Grazie dottoressa Reali di essere qui con noi. C'è anche il sindaco di Loria, Alberto Battistella, ecco, che ci accompagnerete in questa terza parte. Allora, avevo iniziato col sindaco, poi passo alla dottoressa Roberta Reali. Come commenta anche questa telefonata di Claudio, come ha vissuto lei sindaco, questi sindaci in prima persona, ecco, nella giornata della memoria, nella giornata del ricordo. Quello che però io noto, mi dispiace dirlo sindaco, pochissime scuole, pochissimi ragazzi. Ecco, in base a quella che dovrebbe essere non solo una giornata, io direi dovrebbe essere una settimana della memoria, non solo, e del ricordo, perché mi sembra che si racchiuda tutto in poche parole, in pochi istanti, e la commozione la vedo solo su quelli che hanno vissuto la storia, sugli esuli che ancora sono rimasti, sui familiari del giorno della memoria che ancora rivivono, Liliana Segre che deve girare con la scorta ancora nel 2025, ecco la paura, il terrore di questa bambina che esce sempre da questa donna che non scorderà mai finché avrò vita, ha detto. Ecco, come ha vissuto lei queste 2 giornate? Perché alla fine si tratta di 2 giornate, però ricordo che oggi c'è anche il treno del ricordo, per non dimenticare. Prego. Beh, innanzitutto buongiorno a tutti e queste giornate che abbiamo trascorso nel ricordo fanno veramente, ti lasciano qualcosa dentro di molto provante, perché effettivamente il ricordo di quei giorni, di tutte le vittime, poi dall'Olocausto fino a queste tragedie avvenute appunto nelle foibe, ci dovrebbe far riflettere, innanzitutto far vedere che tutte le tragedie non hanno un colore politico, ma sono tragedie. Le persone che sono state brutalizzate nei campi di concentramento fino alle foibe, dal mio punto di vista, hanno lo stesso valore. Dovremmo noi come istituzioni portare avanti il ricordo di queste giornate, soprattutto perché non dovrebbero più ritornare, però vediamo che da quei tragici eventi purtroppo nel mondo sono successe tantissime altre volte situazioni del genere, quindi vuol dire che non ci siamo impegnati sufficientemente a far sì che il ricordo di queste tragedie venga a nostro insegnamento. Come si diceva, l'insegnamento nelle scuole dovrebbe essere fatto a memoria che queste situazioni non si manifestino più, e invece ci limitiamo a una giornata, 2, a portare qualche fiore in qualche monumento in queste situazioni e lasciamo poi il ricordo all'anno prossimo, e a scuola proprio non vengono studiati i motivi, non vengono studiate questo tipo di situazioni, se non in qualche sporadico caso isolato, perché per fortuna esistono, perché ho visto scuole che però su iniziative magari del singolo insegnante, della singola persona, che vanno a ricordare anche con dei teatrini, con delle manifestazioni proprio interessanti. Però dovrebbe essere una cosa più strutturata, dovrebbe essere una cosa che portata avanti affinché le persone sappiano cosa abbiamo passato, cosa hanno vissuto i nostri nonni, e invece ce ne dimentichiamo e si verificano cose che poi vediamo tutti i giorni. Dottoressa Roberta Reali, lei che vive in questo meraviglioso paese, il più grande paese al mondo come patrimonio UNESCO, come ha vissuto queste giornate? Riuscirà la cultura, la storia, l'arte a riuscire a far sì che l'uomo trovi altre strade, basta violenza, come ha detto il nostro grande presidente Sergio Mattarella? I ragazzi parlano di pace, quasi tutti, dottoressa, che ho avuto ospiti, anche i biglietti che hanno scritto di pace, inclusività, hanno scritto basta razzismo. Queste sono le parole che io vedo da questi bravi ragazzi, perché ne abbiamo anche tanti, ma io penso di essere una delle poche che li ascolta, li fa anche scrivere, scrivono malissimo, dottoressa, però scrivono i sentimenti, che è già una bella cosa. Prego, dottoressa Reali.
Allora, buongiorno, saluto tutti, grazie Mirella, grazie al pubblico di Telenord-Est. Sì, certo, certamente. Praticamente la cultura è un dovere per la cultura parlare di pace, anche mostrare la guerra, perché comunque abbiamo grandissimi artisti che hanno mostrato la guerra, hanno mostrato, come anche vediamo qui dietro, se riesco a mostrarvelo, un'opera di Paolo Gioli, che è un grande fotografo, ma prima fu un artista, che è un nudo femminile, ma questo nudo risente moltissimo del Vedova, che parla di guerra, quindi si vede dinamismo, violenza, raggi X, tutto ciò che non si può mostrare, cioè che è difficile da, come si può dire, da accettare, viene sintetizzato dall'arte in forme che comunque sono belle, cioè dobbiamo rendere accettabile, ma denunciare l'inaccettabile. A volte appunto l'arte contemporanea non viene troppo compresa, però contiene, specialmente quella del dopoguerra, contiene tutta l'esperienza che è stata fatta da questi giovani artisti, perdono che qui con la telecamera non sono proprio, da questi giovani artisti che avevano vissuto. Certo, i ragazzi devono imparare, però non hanno più i nonni, i loro nonni non hanno più partecipato alla guerra come magari i nostri, e ci hanno trasmesso appunto questi valori di pace assoluta. Addirittura i nostri nonni hanno voluto censurare in qualche modo i giorni della guerra, perché sono stati così brutti che non hanno voluto quasi parlarcene. Però infatti i ragazzini delle volte, essendo piccoli, volendo misurarsi con se stessi nel gioco, giocano alla guerra e alle volte si ritrovano in situazioni più grandi di loro, per esempio nelle baby gang. Infatti ho un progetto con alcuni artisti sudamericani che sono esperti in muralismo, cioè in arte pubblica, non neanche graffitismo, sicuramente non vandalismo. L'arte pubblica è un'arte partecipata sia dai ragazzi sia dagli artisti che lanciano un'idea, che dalla gente che può interagire, può andare a dipingere sullo stesso dipinto dei muralisti, che gli riservano degli spazi, ma loro possono intervenire ovunque, le persone, e dire la loro. Quindi è un'arte partecipata, democratica, e uno di questi progetti legati al muralismo vorrei chiamarlo Pace tra le beghe, perché appunto i ragazzi giocando poi alla fine si ritrovano in cose più grandi di loro e in grossi problemi, specialmente appunto nelle periferie, specialmente adesso le città sono molto più degradate, per cui abbiamo questo problema. I ragazzi però si sono resi protagonisti anche nel passato, proprio durante il periodo fascista, perché adesso sono qui in questa casa privata dell'entroterra Veneto, perché ieri ero stata a una conferenza sui 40 anni della morte di Tonno Zancanaro. Vediamo se riesco a farvi vedere questo, che è una stampa, ecco, che è l'invito al Circolo Unificato dell'Esercito a Palazzo Zacco, un meraviglioso palazzo che vi incoraggio ad andare a visitare il Prato della Valle, perché è veramente splendido. E abbiamo appunto degli interni con quadri, con soldatini, appunto parlando di guerra. E davano come omaggio anche questa stampa Bellissimo. Dove di Tono, di cui forse riconoscerete il segno neoattico, vedete appunto, è come vedere appunto la Grecia rivivere negli anni 70, ecco, che è stato il culmine della poetica del Tono. Tonno Zancanaro fu allievo di Ottone Rosai, amico di Renzo Bussotti, era cugino di Renzo Bussotti, di Silvano Bussotti, il musicista, e da Ottone Rosai imparò la sensibilità. Adesso vi mostro un altro quadro, un'altra stampa, vediamo se riesco, eccola qua, vediamo se riesco a fare vedere sopra.
Sì, si vede abbastanza, dottoressa, anche perché sì, è anche brava a fare questo, anche con i nostri tecnici, però il messaggio che sta lanciando è molto importante, perché vede, dottoressa, io ho portato, e lo dicevo anche prima, lei forse non ha seguito, raccontavo questi ragazzi sopra le righe, non tutti ma alcuni, in gita a Venezia, coi diversamente agili, coi diversamente giovani, e li ho resi responsabili del trasporto e del tragitto. Loro dovevano aiutare i diversamente agili, i diversamente fragili, e soprattutto li ho fatti entrare in musei civici, alla Fenice, Palazzo Carrère. Devo dire la verità che molti mi hanno detto, dottoressa, Mirella sei una pazza, ma guarda che ti fai male. Io penso che ho passato la più bella giornata della mia vita, non ho avuto nessun problema, anzi quando raccontavo prima passavamo dalla motonave nel tragitto che portava a Piazza San Marco, questi ragazzi che di solito sono additati come i ragazzi terribili, le persone sedute ai tavoli del bar dicevano ma che bravi questi ragazzi, ma come siete bravi, e loro li guardavano come dire se sapessi la mia storia, e invece è una storia bellissima perché quando sono entrati in questa arte meravigliosa che abbiamo la fortuna di avere noi a 2 passi da casa, vengono da tutto il mondo, noi non la conosciamo neppure abbastanza, perché questa è la verità del popolo veneto, forse dovrebbe avvicinarsi di più anche all'arte, sindaco, anche voi dovete premere. Io ho visto meraviglia, stupore, ho visto i loro occhi che guardavano estasiati, cose che non avevano mai visto. Ecco, l'arte riesce a fare questo, riesce a emozionare. Ecco, l'emozione che ho visto. Dottoressa, prego. Sì, l'arte emoziona e eleva lo spirito in realtà, cioè eleva proprio l'interiore, ci porta dalla nostra realtà contingenti, magari abbiamo fame, abbiamo sete, non siamo contenti della nostra condizione, viviamo delle situazioni sofferenti a casa, anche i bambini, perché i bambini sono come noi, solo che sono più piccoli, e loro al contatto con l'opera d'arte vengono guidati all'interno di un percorso che è quello che l'artista ha colto e ha sviluppato durante la sua opera, e è come se fosse appunto una narrazione, una fiaba, ma molto bella, per cui proprio veniamo astratti e veniamo tolti dalle nostre preoccupazioni quotidiane per andare a seguire quello che è la potenzialità dell'uomo, quella potenzialità in positivo del bello, che molti dicono corrisponde al vero, ma altri no, comunque del bello che ti porta in regioni sconosciute. Il nostro inconscio è infinito e le nostre potenzialità infinite, e quindi diciamo cosa meglio c'è di guidare i ragazzi a questa conscio del nuovo, che però non è nuovo, ma di qualcosa che viene richiamato dall'opera, che è già in se stessi. Quindi quando tutti godono di una cosa, nessuno ha voglia di fare guerra, nessuno ha voglia di... sono tutti immersi nella fruizione della bellezza e del buono, e per cui proprio la guerra non avrebbe assolutamente senso. Io non trovo proprio nessun senso nella guerra e nessun senso nel aizzare gli uni contro gli altri, ma ben vengano queste visite, queste esperienze, perché la scuola deve essere esperienza della vita, non distaccata dalla vita. L'arte deve essere nella vita, non distaccata dalla vita. Anche qua approfitto per mostrarvi, per esempio, degli oggetti che sono più o meno alla portata di tutti. Questa lampada Nesso, per esempio, non so se si vede bene, sì. È una lampada fatta a fungo che non costa pochi soldi, ma è molto carina, piace ai bambini, piace ai grandi, dà un'atmosfera rossa. È il senso del design. Il design è stato inventato originariamente perché l'arte fosse alla portata di tutti potessero avere nelle loro case qualcosa di bello con il quale interagire, che li ispirasse, da guardare in un momento, appunto, anche questo fantasma di Tobia Scarpa, vediamo se riesco a inquadrarlo,
Mamma mia, non mi prenderete mai come telecamera. No, verremo a casa sua, dottoressa, verremo a casa sua, perché si sta facendo vedere delle cose, anche se in parte, ma delle cose molto intriganti che veramente intrigano molto. Cosa dice il sindaco? Anche voi come sindaci cercare di fare unione con queste realtà che abbiamo, con la dottoressa Reali, cercare, perché da soli, sindaco, non si va da nessuna parte. Voi poi con la coperta corta che avete, specialmente in tema di cultura, di arte, non ne parliamo, perché è inutile che dire investite, sì, ma se non vi danno i soldi, e siete quelli in prima linea, siete quelli dove le famiglie si rivolgono, dove veramente le scuole si rivolgono, tutti si rivolgono a voi, però non siete ascoltati. Sindaco, dovete essere più rumorosi, non so, siete troppo tiepidi, eppure siete tanti, avete l'esercito, perché sono le persone che vi votano, voi sì avete l'esercito, però siete tiepidi, è come se aveste paura di questo grande universo che si apre a Roma. Quando arrivate a Roma siete molto lenti, noi vi vogliamo più rocca, perché voi ci rappresentate, voi rappresentate l'Italia quando vi unite, o no? L'ANCI lo dimostra. Prego sindaco, cosa dice? Impegnarsi nella cultura, nell'arte. La dottoressa Reali ha detto una cosa che condivido appieno, nel senso che se le persone stanno bene e si impegnano con la cultura, con lo sport o altre attività, è l'ultimo pensiero quello di fare la guerra. La guerra viene fuori quando c'è uno stato d'animo negativo che proprio è lontanissimo da questi valori. Il fatto di essere lontani da Roma è perché noi, almeno io parlo in prima persona, io come sindaco vivo tantissimo il mio territorio in primis, e quindi cerco di valorizzare quelle iniziative culturali, sportive che ho la fortuna di avere del mio territorio. Cerco di, ovviamente come dice lei, Mirella, sì, spesso le risorse non le abbiamo, però cerchiamo di mettere a disposizione le nostre strutture, le nostre piccole risorse a quelle associazioni, e io ho la fortuna di averne nel mio territorio, e ne voglio citare almeno due che ho all'Università Popolare e un gruppo di artisti chiamato Glory Art, che fa di queste iniziative che promuove la cultura e l'arte nel nostro territorio con i mezzi che abbiamo. Ovviamente non abbiamo molte risorse, però soprattutto il mio assessore anche alla cultura e all'istruzione cerca di dare il massimo spazio a queste associazioni, proprio mettendo a disposizione quello che abbiamo. Gratuitamente, vero sindaco? È il minimo che possiamo fare. Calma, perché col gratuito qua non andiamo mica d'accordo, perché lei dice così, ma io so che tantissimi sindaci invece, ma anche nelle province, si paga lo spazio, e si chiede lo spazio e si paga lo spazio. Allora io direi che quando ci sono iniziative, ecco, con la cultura, con l'arte, le porte dovrebbero essere spalancate. Noi abbiamo dei beni preziosi ma sempre chiusi, perché? Perché non abbiamo nessuno che tenga aperto, e costa. Scusa sindaco, ma il mondo del volontariato mai? Si fa poca squadra rispetto a quello che si potrebbe fare, dimenticandoci che invece potrebbe essere un aiuto. Sentiamo anche cosa ne pensa la dottoressa Reali. Ecco, questo aiuto che può venire anche dal mondo del volontariato, portare queste persone a visitare, a vedere, perché se tutti facciamo tutto poi troviamo le persone a casa che si annoiano o non riescono ad uscire per varie cose, perché non ci sono la possibilità da parte degli amministratori di fare però il mondo del volontariato ce l'ha, a pulmini, a volontari anche molto preparati, dico io, che possono fare anche da guida. Dottoressa, c'è qualcosa che non unisce, divide, e chi impera nel nostro paese regna sovrano. Prego. È vero, è sempre stata la politica praticata nel nostro paese, che del resto di iniziative individuali è pieno, però appunto tante volte mancano i mezzi, eppure ci sono sia i mezzi che i finanziamenti. Che bisogna proprio unirsi, creare un'unità, delle connessioni. Il mondo del volontariato, per esempio, che io conosco relativamente, ma viene spessissimo preso in considerazione per quello che riguarda l'arte, per esempio, parlando di biennale o delle generale, ai ragazzi
all'università viene fatto fare il periodo di stage dentro o i musei o dentro le mostre, affinché imparino, oppure imparino e aiutino, inizino a entrare. Poi il problema è quando poi vogliono proseguire, non trovano tante volte lo spazio per proseguire. Invece ci sarebbero altrettante opportunità per proseguire, cioè per entrare, affinché appunto tutte le opportunità artistiche siano alla portata di tutti e tutti possano partecipare. Abbiamo tantissima arte, per cui appunto col restauro, se il restauro fosse praticato di più, allora non costerebbe così tanto, non avrebbe costi proibitivi per cui i privati non restaurano, lasciano decadere, o anche il pubblico lascia decadere le cose, gli oggetti, le architetture, le pitture, crollano i soffitti. È quasi come vedere una scena di guerra, vedere un soffitto crollato, un soffitto del Settecento dipinto. Quando avremo le possibilità di fare invece diversamente e di non far crollare questo soffitto. Sindaco, cosa dice? Fare squadra anche con questi esperti che abbiamo la fortuna di avere, che vi possono indicare anche la strada per questi ragazzi, perché sa, dottoressa, dicono ma solo nelle piazze non fanno niente, ma cosa offriamo noi? No, allora, chiediamoci, ma cosa offriamo a questi ragazzi? Perché allora da 1 anno a 10 anni, coccole, di tutto e di più, dai 10 ai 25, diciamo così, dottoressa, 10, 20, 25, forse ci dimentichiamo che hanno invece ancora bisogno di percorsi, di conoscere, di essere intrigati. Prego, Sindaco. Da questo punto di vista mi trovo perfettamente d'accordo che come politica forse demandiamo l'educazione e il tempo libero di questi ragazzi appunto dopo i 10-12 anni, li lasciamo un po' a loro stessi e quindi lasciamo tra virgolette al volontariato che raccolgono questi ragazzi, per cui vediamo che c'è chi che va a fare sport, calcio, pallavolo, ad altre attività, chi si dedica ad hobby come hobby che sono anche bellissimi, tipo la musica e altre attività di questo genere, ma purtroppo quei ragazzi che non vengono interessati da queste attività li lasciamo un po' perdere e quindi ci ricordiamo di loro solo quando vediamo che magari fanno qualche piccolo che creano qualche problema, magari alla sera si ritrovano come una volta facevamo noi nei bar, adesso ce ne sono sempre meno di aperti, ma si ritrovano in certi spazi e fanno gruppo e poi insieme magari qualche volta esagerano e ci fanno quei dispetti, allora tutti si accorgono che esistono, che c'è il problema. Però prima dovremmo eventualmente coinvolgerli in altre attività, fare prevenzione. Ad esempio, Sindaco, devo correre perché l'ora è tiranna. Ad esempio Loria, perché si chiama Loria intanto, Sindaco? Diciamo no, Sindaco, non mi dica che non lo sa, che faccio questa domanda a tutti i sindaci, perché è giusto anche capire, lo sa? No, non lo sa, non lo sa, non importa, Sindaco, la prossima volta lo saprà, però è importante perché è la storia del paese, perché questo nome i ragazzi devono sapere. Perché posso sapere esatto. La storia del manifesto del Gagliardetto, cioè che ci sono le 3 fiamme che sono sul manifesto, perché sul manifesto, sul nostro logo del comune, che sono i fuochi fatui che venivano nei tempi antichi, c'erano dei luoghi nel nostro comune che avevano questi fuochi e sono stati riportati nel nostro simbolo del nostro di Loria. Comune. Ma cosa offre Loria, ad esempio, Sindaco? Però si informi di Loria, perché io faccio sempre l'esame anche al sindaco. Venite sotto esame no, perché è la storia, la tradizione, io devo sapere il mio paese perché si chiama così, che storia ha, da dove proviene, perché da qua si parte. Cosa offre ad esempio Loria? Cosa ha fatto lei, sindaco? Da quant'è che è sindaco intanto? Sono dalle ultime elezioni di giugno, 19 giugno. Del 2024. Esatto. Allora, in questo periodo cosa ha fatto? Quanto è importante la cultura per lei, sindaco?
Diciamo che ho la fortuna, come le dicevo prima, di avere un assessore alla cultura che da molti anni, già nelle precedenti amministrazioni, curava questo aspetto ed è molto preparato ed è praticamente incentiva tutte quelle associazioni che le dicevo prima a migliorare offrendo degli spazi, essendo lui stesso relatore su diversi argomenti come l'Università Popolare, che hanno diversi lezioni serali con diversi temi. L'anno scorso per esempio avevamo fatto una delle serate sul Canova e siamo andati a visitare il museo a Bassano del Grappa, proprio organizzato da questa associazione. A Possagno siete andati al Canova? A Possagno sono andato personalmente perché proprio volevo capire la storia, perché andare, una volta che si va a Bassano a vedere il museo in occasione che c'erano stati il ricordo del Canova, ovviamente sono ritornato perché ero andato da giovane a vedere la casa del Canova a Possagno. Sono ritornato proprio per creare il collegamento, per vedere perché... Ma a Lori, ad esempio, io ho avuto Diotisalvi Perin, che lui è arrabbiato, e lo dico anche alla dottoressa Reali, perché dice che ci sono dei percorsi che potrebbero diventare anche percorsi turistici, sì, dove viene insegnato quella che è stata la storia della Grande Guerra. Abbiamo questi percorsi meravigliosi, però non ci sono scritte, non c'è niente che te lo indichi, eppure siamo qui pieni di questi percorsi. E pensi, dottoressa Reali, lui che vuole fare un museo non riesce a farlo, perché? Sì, l'ha detto qui pubblicamente, non solo una volta, perché a qualcuno non va bene. Lui dice: sì, io chiedo l'ampliamento della mia fabbrica, perché è anche una cosa molto importante, però io voglio fare questo museo. È un museo importante dove io ho raccolto, dopo tanti anni, impegno anche economico, la storia del mio territorio. Niente da fare, paletti a non finire. Allora capisce il sindaco che anche questi imprenditori, già sono pochi quelli che hanno voglia di fare, ce ne sono, ma rispetto, forse io dico sempre, dottoressa, qualche yacht in meno, qualche palazzo in meno e qualche magari opera d'arte in più, come si faceva una volta, i grandi mecenati di una volta, che ci hanno lasciato delle cose meravigliose che poi la politica, purtroppo i governi hanno lasciato perdere. Abbiamo veramente un patrimonio in degrado incredibile. Ecco, sindaco, cercare invece di capire anche cosa c'è nel territorio, anche come percorsi. Ma mi dà l'occasione per dire una cosa che abbiamo in progetto. Noi a Lori è stata ristrutturata anni fa una villa del Settecento e abbiamo ricavato delle stanze da adibire appunto alle associazioni, ma ne abbiamo riservate 2 perché abbiamo in mente, e spero a breve di riuscire a realizzare questo vorrei chiamarlo piccolo museo, in ricordo di alcuni mestieri antichi che Loria era veramente ricordata per questo, e mi riferisco dico in dialetto, alle sporte fatte con le scartosse. Abbiamo la fortuna di avere una professoressa, una maestra di scuole elementari che è andata in pensione, che ha fatto una raccolta di questi lavoretti fatti con le scartosse. Sono veramente bellissimi e vogliamo proprio creare uno spazio dedicato a questo antico lavoro e portarlo a conoscenza di tutti, proprio con come si facevano una volta, dagli stampi, da come si coloravano queste scartosse, e far vedere alcune di borse o da altri lavoretti, perché ho visto fare anche, ci sono e le abbiamo, delle tazzine tipo caffè, ovviamente fatte con un filo veramente leggerissimo, e quindi addirittura c'è un presepio, quindi sono veramente delle opere d'arte che devono essere ricordate. Video, sindaco, così lo vediamo anche noi, perché anche voi dovete impegnarvi, bisogna anche far conoscere però, sindaco, queste cose, perché se lei non lo diceva noi non lo sapevamo. Ad esempio, dove si trova questa villa? A Bessica, e Villa è Baroni. aperta, si può visitare?
Beh, diciamo che non è, l'occasione, visto che mi dà l'occasione, sicuramente sarà aperta in occasione della fiera che abbiamo l'8 e il 9 di marzo, la Fiera delle Piante, e in quell'occasione, che è famosissima, che tra l'altro è, diciamo, è da 46 anni che viene fatta, anzi sarebbe qualcuno in più Covid che ci ha un po' frenato, e quindi in quell'occasione è sicuramente aperta. Ci saranno dei lavoretti fatti anche dalle scuole medie, che verranno presentati dei disegni come spesso da tradizione che vengono fatti, e alcune sale sono come posso dire visitabili, e quindi l'occasione può essere benissimo l'8 e il 9, Mari, ti aspetto che vieni a vedere anche un po' tutto il clima che si crea in questa... Magari anche impegnarsi economicamente a pubblicizzare questa cosa, perché sa, sindaco, molte persone che chiamano delle volte mi dicono al sindaco presente: sindaco, lei ha fatto questa cosa, ma io non sapevo mica e avrei avuto piacere di partecipare. Cioè noi siamo anche un'emittente privata, ma siamo molto importanti perché entriamo nelle case, vedi sindaco. Il problema è che dovete rendervi conto che dovete entrare nelle case delle persone, perché già siamo molto chiusi, perché c'è anche, non sai, il profondo sud, anche il profondo nord siamo noi. Ecco, se le persone, anche i diversamente giovani, non riescono a vivere, io dico sempre, sa, dottoressa Reali, quella nonnina di 90 anni che si è presentata qui a Media Nord-Est a Sveglia Veneti alle 9 del mattino, io stavo entrando in trasmissione per chiedere aiuto, per essere ascoltata. Prima ha preso la bicicletta, dottoressa, poi ha preso la corriera, è scesa e mi ha detto: io sono viva, io voglio vivere, però ha bisogno di trasporto, ha bisogno di essere accompagnata anche a visitare, perché lei è ancora viva, ha voglia di conoscere. Capisce, sindaco, che anche voi dovete impegnarvi un po' per far conoscere quello che fate, perché è importante. Cosa dice, dottoressa Reali? Dico che la globalizzazione cerca di cancellare queste persone, storia vivente. Queste persone anziane sono storia vivente, sono testimoni non solo del passato ma anche di quello che è il presente, perché sono vive nel presente, e però hanno appunto ricordi cui noi magari non possiamo accedere, e che se non ci sono loro non ci sono semplicemente, quindi noi ci possono raccontare qualunque cosa. Infatti anche per il fatto che riguardo le guerre adesso stanno morendo tutti diciamo i più anziani, i media, la globalizzazione tende a cancellare il passato e a creare un presente abbastanza, diciamo, uniforme, nel quale un contenitore vuoto nel quale si possono mettere tante cose. Invece la storia c'è. Poi noi italiani, che abbiamo avuto tanta storia e ce la siamo anche ricordata, magari è da rivedere, approfondire, perché abbiamo dei capisaldi, però appunto man mano che procedono gli studi, se si lasciano procedere questi studi nelle biblioteche, negli archivi, nelle vite appunto del passato privato, pubbliche, che a un certo punto diventano accessibili, lì si può lavorare. Infatti ha detto giusto il sindaco Coro, dottoressa Reali, perché ho anche una telefonata. Sì. Ecco, questa creatività che abbiamo nel DNA, da un niente avete sentito queste borse, chissà che belle saranno, questa è arte, non c'è niente da fare, con poco si riusciva a realizzare tanto, perché siamo di creativi. Questo è tanti hanno copiato, ma la creatività ce l'abbiamo noi, è qua dentro, è qua che scorre. Però, come dice lei, bisogna sapere cogliere questa creatività, puntare appunto sui giovani, insegnando, aprendo le porte del bene prezioso che abbiamo, che è la storia della cultura e dell'arte. Rinaldo da Venezia, vai Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Innanzitutto sono d'accordo con il discorso delle foibe, e legittime qui, perché la guerra che ha fatto stragi, e è giusto ricordarsi anche di qui delle foibe. E dopo voglio dire, professoressa, mi sono veneziano, va bene, l'ho conosciuto personalmente, va bene, tanti artisti, andavo a casa dalla cosa a portare la roba, ma andavo in studio,
Va bene. Venezia, intanto andremo a Biennale, che è un istituto più grande al mondo e che divulga tutto, in tutto il mondo. Va bene. E dopo i musei, tutto quello che c'è Venezia. Venezia che c'è arte dappertutto, perché pure dei scienze, che c'è dei teste sulle case, sulle robe, sui ponteggi, altro dappertutto. C'è arte dappertutto. E c'è i nobili che non potremmo i fiori, come l'ha fatto a Mirella. E a Mirella, i fiori che ha portato a Venezia, quelli si ricorda, finché diventa vecchi, perché ha fatto a fare un percorso. Io conosco benissimo che percorso è, perché lavoravo con le barche. Va bene? Ma se è lì che ha impegnato il cuore delle robe, quelli si ricordano sempre. È quello che dobbiamo fare. No, i giovani bisogna aiutarli, portarli in giro, dargli le possibilità che conosca queste robe. Una volta, ho 81 anni, cos'ero Puteo, mi portava per figli a San Marco, sotto che c'è le catacombe, e segrete, mi portava le scolaresche a vedere qui, mi portava a vedere il passo ducale, e a sala delle armi, e cosa c'è, tutto. Adesso non c'è più nessuno, i porti di Puteo in Venezia, a Damiano Vodo che sta a Mestre, io porto a Venezia, dove dai portare? Siamo andati a San Marco, cosa c'entra San Marco che deve essere dappertutto, non corre per tanti metri. Grazie Rinaldo, fammi andare avanti perché sono in chiusura, sei arrivato lungo stamattina, sei arrivato lungo. Grazie Rinaldo, grazie. Allora, come sente il sindaco questa voglia anche di capire che ci sono in questi ragazzi, bisogna però portarli, non c'è niente da fare, bisogna impegnarsi anche economicamente per cercare di far fare questi percorsi che aiuteranno anche voi perché diventeranno dei bravi ragazzi. Io sono convinta che la cultura e l'arte riesce a fare questo. È inutile che vengano la lirica la impari da piccolo, puoi portarlo a 18, a 20 anni a sentire la lirica, è da piccolo che inizi a sentire se questo ragazzo o ragazza ha questo orecchio, questa è la musica, è l'arte, abbiamo i più bei teatri d'Europa, ma ci mancherebbe, sempre chiuso, tutto a pagamento, orari ben definiti, no, non può funzionare così, andiamo nello spazio, si parla di satelliti, parliamo anche di quello che abbiamo in terra, non solo che quello che vogliono distruggere anche quello fra poco a mio avviso. Sindaco, veloce, come ci saluta, cosa dice? Volevo ricordare una cosa che abbiamo fatto proprio per i ragazzi, che non solo nel nostro comune ma anche in comuni dell'Unione, che è quello ci sto a fare fatica, che torna proprio con questo argomento. Perché quando... Ma non può far fatica una volta all'anno, no, sindaco, è vero, far fatica tutti i giorni, ma sindaco. È vero, ma se loro si impegnano nello studio durante l'anno stanno già facendo il loro dovere. Ma se nelle ferie estive loro si impegnano quei 15, possono fare anche 3 settimane, a mettersi insieme con dei volontari a riparare delle cose della comunità, questo resta anche dentro perché vedono cosa il tempo, il degrado e quant'altro va a rovinare il nostro territorio. Non c'è niente in giro da nessuna parte, tutto chiuso in agosto, questi ragazzi non fanno fatica nessuno in agosto, perché tutti in vacanza, tutti in ferie, quelli che rimangono a casa. Dottoressa, l'arte e la cultura salverà questi ragazzi facendo prevenzione, insegnando a loro il bene, proprio la fortuna di essere nati in questo paese, perché è anche una fortuna. Prego. Sicuramente bisogna metterli a contatto con l'opera d'arte il più possibile, anche fisicamente, come diceva il sindaco. È possibile anche far restaurare, far seguire il restauratore, è possibile anche fargli fare l'allestimento del museo, le didascalie, è un insegnamento di lettere proprio questo, la didascalia, il pannello didascalico. Io avevo un progetto che forse metteremo in atto una volta che tornerò in una scuola della provincia di Venezia. Loro avevano un museo degli arti e mestieri e qui si può fare il riallestimento col professore di tecnologia, quello di storia dell'arte, quella di lettere, tutti possono partecipare e si fa un allestimento originale, si apre anche il museo della cittadinanza. Ne abbiamo tantissime appunto dentro le nostre scuole. Fortunatamente gli insegnanti di storia dell'arte li fanno dipingere e in ogni scuola dove vado, perché adesso sto insegnando, vedo qualcosa di bello. Tra le 1000
prove, campioni, ma sono eccezionali, la creatività è grandissima e il livello di creatività è veramente grande, i professori sono anche bravi, per cui in ogni scuola vedo qualcosa di bello. Andate anche a vedere i lavori nelle scuole, io quando c'è la Biennale vado sempre all'Accademia Belle Arti, c'è una grande esposizione, una grande festa di tutti gli allievi e si vedono delle cose straordinarie, per cui sia una creatività proprio prettamente artistica, sia applicata al restauro, al design, alla grafica. Insomma, noi abbiamo avuto delle scuole importantissime in Italia di tutto questo, non perdiamole e non perdiamo i nostri ragazzi allo stesso Penso che tempo. un messaggio più bello non potevamo sentire, uniamoci che ce la faremo, questo è quello che ho capito io con la dottoressa Reali, perché abbiamo i ragazzi con tanta creatività, bisogna però anche tirargliela fuori, poveretti, da soli non ce la fanno, ma abbiamo anche questi educatori che possono farlo. Come ci saluta? Sindaco, cosa vuole dire? Beh, intanto ti ringrazio per l'opportunità di avermi dato di conoscere voi, conoscere questa trasmissione e niente, l'impegno che metteremo come amministrazione è quello di cercare di creare situazioni in cui i ragazzi siano più impegnati, perché alla fine è una frase fatta, ma il futuro sono loro, cioè tutto quello che viene fatto in prospettiva è per dare un mondo migliore a loro, un comune migliore per loro, però anche loro si devono impegnare e capire che quello che stiamo facendo noi alla fine non è fine a se stesso, ma è per lasciare un qualcosa anche per chi viene dopo di noi, insomma. Eppure la comunità insegna, Sindaco, perché quando ci sono queste sagre, queste manifestazioni, la gente esce e non c'è pericolo, soprattutto perché quando ci sono tante persone, tante famiglie, io non vedo tanti incidenti come li vedo magari nei fine settimana. Forse dovete impegnarvi di più a fare più feste, come si faceva una volta, dottoressa, sì, che le feste duravano, i matrimoni duravano 15 giorni, le feste, ecco, forse dobbiamo invogliare di più la comunità a uscire con queste manifestazioni anche culturali che non ci mancano. Prego. Però volevo dire una cosa, proprio a tal proposito ha fatto un riferimento che una volta si facevano di più, però non so se dico bene o dico male, però una volta era molto più semplice organizzare le cose, lo dico perché personalmente ho organizzato e continuo a dare una mano ad organizzare eventi. La burocrazia di questo, per carità, abbiamo avuto delle dimostrazioni che senza regole succedono degli incidenti, per cui però mettere anche troppe regole alla fine demoralizzi la sagra non è un concerto, attenzione, perché quando fanno un minestrone. Esatto, ma chi poi si mette davanti per organizzare una cosa mi sento dire ma io non faccio più niente. Però ha capito, dobbiamo sburocratizzare certe cose, sicuramente lasciare con delle regole giuste certi eventi, perché abbiamo visto che abbiamo dei problemi. Sono in chiusura. Niente, sburocratizzare certi eventi. Ecco, parola d'ordine per tutti. Grazie, ringrazio veramente la dottoressa Reali, la dottoressa Roberta Reali, storica dell'arte, di essere stata con noi. Complimenti, dottoressa, e continuiamo in questi percorsi che forse ci stiamo a fare fatica, ma più volte all'anno, non solo 2 o 3 volte all'anno. Grazie anche al sindaco di Loria Alberto Battistella, grazie. Adesso andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Polpette al brandy a mo' di Olga. Il brandy, cognac in francese, fu italianizzato da Gabriele D'Annunzio nel periodo fascista in Arzente. Ingredienti per 4 persone: 400 g di carne tritata, 50 g di prosciutto cotto, 2 uova, 50 g di formaggio parmigiano grattugiato, mezzo bicchiere di brandy, una cipolla piccola, prezzemolo, farina, pangrattato, besciamella, latte, olio, sale, pepe.
Tritate il prosciutto cotto con il prezzemolo. Tritate la cipolla. In una ciotola amalgamate la carne con il prosciutto cotto tritato, la cipolla, il prezzemolo, le uova, il formaggio grattugiato, qualche cucchiaio di besciamella, sale e pepe. Impastate e dopo poco aggiungete 2 cucchiai di latte. Fate tante polpettine e passatele nel pangrattato. In un tegame insaporitevi la cipolla tritata, cuocete le polpette da ogni lato. Riducete il calore e coprite. Dopo 10 minuti circa passate le polpette su un piatto da portata e tenetele al caldo. Versate sul fondo di cottura 2 cucchiai di farina. Quindi versate il brandy. Mescolate bene e fate ridurre sino a ottenere un sughetto denso. Ritirate dal fuoco. Versate il sugo sulle polpette. E servite. E buon appetito!